C'è qualcuno che sta lavorando con l'obiettivo di poter sfrecciare in tutte le strade senza rispettare i limiti e mettendo a repentaglio della vita, e questa è l'associazione che continua a denunciarmi per la seconda volta. Non mi fa né caldo né freddo. Io continuo a stare dalla parte della sicurezza della comunità e dalla parte delle associazioni vittime della strada, tant'è che continuo a mantenere accesi gli autovelox, perché sono uno strumento di regolazione della velocità che mette in sicurezza la comunità. Chi rispetta i limiti la multa non la prende. Se qualcuno invece si pone come obiettivo quello di poter sfrecciare a 200 km all'ora nella tangenziale di Treviso, ecco, ha sbagliato comune. Può procedere con tutte le denunce e le querele che vuole, francamente non mi interessa. Sono pronto ad andare davanti a un giudice a spiegare che gli autovelox li tengo accesi perché ho a cuore la sicurezza della mia comunità e perché sto apertamente e dichiaratamente dalla parte delle associazioni vittime della strada. Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati a un sabato importante, a un sabato dove abbiamo parlato tanto di sport. Questa mattina parleremo di sicurezza stradale, ma sicurezza in generale, con un ospite graditissimo che è l'avvocato Fabio Capraro, che abbiamo in presenza, che te ne racconterà tantissime perché da anni prosegue imperterrito su questa battaglia contro gli autovelox perché non sono omologati, la legalità. E saluto anche Monica Coin, portavoce comitato ex Umberto I. Grazie anche a lei, Monica, di essere qui. Buongiorno. Sentiremo cosa sta succedendo, cosa succederà anche con questo comitato. L'avvocato è molto curioso di capire cosa sta succedendo, che cos'è questo comitato ex Umberto I, però visto il servizio che abbiamo visto partirei proprio da lei, avvocato Capraro. Allora, come commenta le parole del nostro sindaco Mario Conte? Ma io ho presente la diatriba, per così dire, che è insorta, anche perché ancora tempo, un mese fa circa, era sorto un articolo un po' equivoco che lasciava pensare che fossi stato io a denunciare il sindaco Conte e il prefetto, cosa che ho chiarito già con il prefetto. Io con questa associazione non c'entro assolutamente nulla, anzi ho anche espresso il mio pensiero ritenendo che queste denunce in questo momento qua non le condivido, nel senso non condivido come tipo di politica denunciare sindaci, prefetti e quant'altro, anche se però io sono per la legalità, quindi non posso neppure accettare che una istituzione utilizzi uno strumento che non è legale, sia pure a fini assolutamente positivi. Lo strumento non è legale e le istituzioni devono rispettare le leggi. Piuttosto mi meraviglio che non si insista perché il Ministero non faccia questi famosi decreti attuativi. Decreti attuativi sono quegli atti necessari a rendere concreto quanto prescritto da una legge. Quindi invito i sindaci, rivolgetevi al Ministero, che il Ministero faccia queste norme di attuazione in modo che le apparecchiature possano essere omologate, ma finché non sono omologate non possono essere utilizzate. Proprio ieri abbiamo avuto la conferma del Tribunale di Riesame di Cosenza che ha confermato il sequestro degli autovelox in quanto non omologati. Quindi io dico rispetto della legge, poi ripeto, dissento da certi comportamenti eccessivamente aggressivi nei confronti delle istituzioni, perché posso capire in un primo momento che magari un po' di incertezza a dire per la tutela, ma la tutela portiamo piuttosto gli agenti sulla strada, controlliamo il territorio, evitiamo non solo i problemi stradali, ma anche problemi di reati comuni. Allora, avvocato Capraro, io però vorrei aggiungere una cosa. Ma è mai possibile che in questo Paese ci si accorga subito dopo, sempre dopo, che le cose non sono al loro posto, nel senso non sono omologati? Ma prima non si poteva capire se erano omologati o no, ma intanto li metto. Monopattini, intanto li metto e poi mi accorgo che forse sono pericolosi, che hanno bisogno anche loro di una certa sicurezza. Ma non le sembra che ci stanno prendendo in giro, avvocato? Perché io capisco tutto, la gente se ne frega perché continua a correre come una pazza, perché tanto sa benissimo che eventualmente si può fare ricorso, che eventualmente se sei fermato tanto più di tanto prima che arrivi la sanzione ne passa. Tanto io esco di casa e mi faccio le mie regole, degli altri me ne frego.
spiego, perché non c'è il rispetto del prossimo. Eppure in altri paesi questo non succede. Siamo proprio noi che abbiamo proprio questa voglia di farci le nostre regole, quasi tutti, una parte anche si comporta bene, bisogna dirlo, ma basta uscire il mattino e vedere cosa vedi nelle strade. Allora, le forze dell'ordine pochissime, quei problemi che abbiamo io non so come dovrebbero fare, perché veramente non so. Per le strade non si gira più, anche nelle piazze, perché c'è questa violenza minorile che io devo ancora capire quando la fermeranno, perché c'è la possibilità di fermarli, avvocato. Certo. Però mi sembra che va bene così, vedo ma non sento, perciò non ascolto quello che potrei fare subito. Ma io non posso sentire che la mia città per 4 balordi diventa pericolosa, quando dalla statistica è tra le città più sicure. E io lo so perché giro, anche a me è capitata la rapina con 7 alle 15 del pomeriggio in Piazza dei Signori, però non ho fatto, è capitato. Può capitare quando sei su ma non deve succedere. Ma è successo. Certo. Però non faccio un caso e dico non esco più perché la mia città è pericolosa e faccio una campagna, una battaglia politica contro questo. Cioè bisogna anche capire dove si vuole andare a parare. Allora, siccome adesso siamo in campagna elettorale ormai, perché il prossimo anno si va a votare, perciò tutte le cose vengono strumentalizzate, certo, pur andare contro a qualcosa. Autovelox, benissimo, vediamo come spiega lei di fare le battaglie giuste e non di sparare tanto per sparare, che poi colpisci la comunità, perché poi è la comunità che paga. Certo. Dopo sentiamo anche Monica Coin. Cosa dice, avvocato? No, io sono perfettamente d'accordo con lei, a meno che evidentemente c'è un fine ultimo, non so, qualcuno vuole portare la gente all'esasperazione, poi vorrei dire per spingere a votare da una parte o da quell'altra, non lo so, ecco, viene effettivamente da pensarlo. Gli agenti non ci sono, io ho parlato con qualche sindaco, con qualche questore, eccetera, dice i poliziotti non ci sono, ma viva Dio, possiamo recuperarli, non so, da tante scorte che girano per l'Italia e forse non servono a nulla. Possiamo recuperare da certe manifestazioni dove vediamo centinaia in certi casi, di agenti, invece di fargli fare questo servizio abbastanza inutile, utilizziamoli sulle strade. Cioè, questo è il buon senso che vediamo. È una volontà politica. Una partita di calcio, arrivano pullman di poliziotti e noi chiamiamo le forze dell'ordine, poverette, non riescono a gestire la questione. No, perché è chiaro che il giorno dopo quelli giustamente non prendono servizio, quindi è un discorso di scelta politica. Sentiamo anche come commenta Monica Coin, tanto si presenti anche come comitato ma poi anche come cittadina, perché anche lei esce la mattina, ecco, guida e vede quello che vediamo noi, penso. Prego, Monica Coin. Allora, io oggi sono qui in qualità di portavoce di un comitato, comitato ex Umberto I. Ovviamente sono anche una cittadina, come dice Mirella. Allora, nel tema che state trattando, cioè la sicurezza stradale e le regole, penso che le associazioni delle vittime della strada siano molto titolate a far capire ai cittadini che il rispetto delle regole è molto importante, perché le conseguenze sono pesanti, insomma, si perdono familiari, le famiglie sono rovinate per una distrazione oppure per non voler rispettare i limiti di velocità. Purtroppo i limiti di velocità sappiamo benissimo che sono una delle cause principali, insomma, di questi incidenti, questo non si può negare. Quindi io sarei un po' di più sulla linea del sindaco Conte, ecco, senza fare assolutamente riferimenti politici, perché non è il mio politico di riferimento, però come sindaco diciamo che cerca di fare rispettare le regole degli autovelox, ecco, io sarei più dalla linea, diciamo, dell'uso dell'autovelox e anche del rispetto dell'autovelox, nel senso che le macchine devono sapere che ci sono dei limiti di velocità e quindi li devono rispettare, non è che possono contestare l'autovelox perché non rispettavano i limiti. Tanto è vero che negli altri paesi non si ragiona proprio così. Noi siamo il paese dell'assolutamente vietato, come se la parola assolutamente rendesse il divieto diverso.
senso, ecco, se una cosa è vietata, se il limite è 50 all'ora in certe strade, in certe strade particolari, questo limite va rispettato, e l'autovelox è solo lo strumento che serve, diciamo, per rilevare i superamenti del limite di velocità, ma il limite esiste comunque indipendentemente dall'autovelox. Ecco, mi permetto solo di dire questo come opinione personale. Come opinione personale, ecco, non del comitato, perché il comitato è un'altra cosa. Adesso parliamo del comitato, allora, Monica. Sì. Parliamo del comitato, ok. Allora, questo è un comitato a Mestre che si occupa dell'area dell'ex Umberto I, che è un'area degradata di 4 ettari che si è venuta a creare dopo l'abbattimento del vecchio ospedale nel 2008, e questo ha creato di degrado, però quest'area ha degli elementi molto importanti per noi mestrini, cioè è anche una questione di storico-identitaria, diciamo così, perché Mestre purtroppo ha pochi segni della storia, in quanto ha avuto uno sviluppo sregolato e diciamo molto cemento, però era una bella città, e l'ospedale rappresenta proprio un simbolo della storia di Mestre. Un secolo di storia, è stato inaugurato nel 1906 ed è stato abbattuto nel 2008, e i mestrini hanno frequentato molto questa zona di Mestre, che guarda caso insiste anche sul primo insediamento di Mestre, sul Castelvecchio, che era il primo castello di Mestre. Stiamo parlando di un'epoca molto antica, anche antecedente all'anno 1000, e ci sono ancora alcune tracce, e probabilmente ci sono anche le vecchie mura del castello. Ora, quest'area è stata venduta ai privati dopo essere dalla ASL, quando è stato costruito l'ospedale all'Angelo, e una società l'aveva acquistato, ma che poi è andata in fallimento, e quindi non si è fatto nulla, e l'area è passata ad un nuovo acquirente, il gruppo Ali. Il gruppo Ali, voi lo conoscete bene, è un gruppo di supermercati, e infatti ha intenzione di costruirci un supermercato, tutto legittimo, noi certamente non mettiamo in discussione questo, però l'area non è solo privata, perché ha anche appunto i vecchi padiglioni storici, novecenteschi, che sono di pertinenza pubblica, e quindi chiediamo al privato di rispettare, diciamo, quelle che sono le testimonianze della Mestre novecentesca, e anche di rispettare possibilmente le tracce archeologiche. Infatti chiediamo anche il georadar. Il punto è che questa piano di edilizia, di volumetrie, si prevede il supermercato, si prevedono zone residenziali, 4 torri, di cui una di 87 metri, e diciamo sono inserite in un piano di recupero ad iniziativa pubblica. Questo significa che l'intero compendio, sia le sue parti pubbliche che le sue parti private, devono rispondere agli strumenti urbanistici, cioè non è una semplice autorizzazione edilizia che ha un privato per costruire, si tratta di costruire la città. Qual è il nocciolo allora di questa questione, di questo comitato? Qual è l'obiettivo che volete prefiggere? Allora, noi abbiamo sempre cercato di chiedere la riqualificazione e la ristrutturazione degli edifici pubblici, cioè i vecchi padiglioni, per restituirli alla città e per farne uso pubblico. E in questo piano di Ali, che è stato presentato ed è stato approvato dalla Giunta Brugnaro proprio nei giorni, diciamo, critici della inchiesta Palude, è stato, diciamo, votato in tutta fretta, secondo noi, con la sola interlocuzione con gli interessi privati. Invece noi pensiamo che questo piano di iniziativa di interesse pubblico debba rispettare dei canoni. Molto chiara, devo andare col centralino perché abbiamo il nostro Rinaldo, se no mi cade la linea, poi riprendiamo naturalmente. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto, credo che siamo lì a parlare a velocità, i vigili,
è una porcaria, perché come dicevo ben prima, non adesso, una partita di calcio mette mie e poi i soldi, perché sono in Sebastiana, li faria in Sebastiana qui, ci sarebbe e poi chi si arrangia, è un costo fanno gli altri, che a me nel calcio non mi interessa, è tutto questione di soldi, e la vita è basata tutto sui scherzi, non vedeva la mestre, e l'ospedale dei mestre, è un'istituzione, è da più di 100 anni, io vado in due, del comune Brugnano vado in due, per interessi chiari, e se funziona proprio, non serve niente, perché presenta le robe quando che è già tutto fatto. E i veneziani bisogneria che mestre se cavasse, facesse comune da sola. I veneziani che stanno per stati su e sono cammini veneziani, perché è il sindaco, un sindaco, non l'imprenditore che non ha bisogno di niente e fa tutti gli affari suoi. Ma dove siamo arrivati? Ne sta bene, quello che abbiamo ne sta bene, perché fra mestrini e veneziani non capiamo più niente. Veneziani non viene più. Tutti i capiti, i campagnoli, del quale è il suolo che camminiamo noi altri, che lo conosciamo, dovremmo gestirlo noi altri veneziani e i mestrini per i mestrini. Ti hai capito, Mirella? Grazie Rinaldo, sei stato molto chiaro, devo correre perché sennò non ce la faccio. Comunque le tue riflessioni si sono capite, è per la divisione naturalmente tra Mestre e Venezia. Hanno fatto dei referendum, mi pare, per il passato. Esatto, referendum su referendum sono stati fatti. Allora, avvocato, come commenta sia il primo intervento di Monica Coin, che poi anche lei è anche un avvocato, di questa querela che abbiamo sempre, che purtroppo il cittadino non viene mai sentito su grandi opere importanti? Io penso che dovrebbero essere sentiti anche i cittadini, perché gli amministratori passano, poi i danni rimangono a noi che ce li paghiamo noi nel bene e nel male, e poi tutto questo privato a scapito del pubblico. Non ci sono RSA, non ci sono residenze per famiglie, per giovani, pochissimi ostelli, però si continua a perseguire la linea dell'attico a 5 Stelle. Prego. Ecco, io ripeto, non conoscendo il caso sarebbe improprio che io parlassi. Qui c'è un rapporto pubblico-privato, si parla di reperti archeologici, quindi senz'altro ci saranno dei vincoli, la sovrintendenza e quant'altro. Io posso dire in generale la politica regionale è quella di fare tantissimi supermercati e devo dire quindi il piccolo commerciante viene soffocato, questa è una realtà. Ma pensiamo solo a Treviso quanti supermercati abbiamo. Ecco, poi nel caso specifico bisogna vedere, perché se il privato, dico io, ha acquistato legittimamente l'area e ha rispettato quelli che sono i vincoli posti dalla pubblica amministrazione, da quel punto di vista là non gli si può imputare nulla. Certo che sarebbe giusto che anche la popolazione partecipasse alla discussione e potesse esporre il suo pensiero e eventualmente valutare le criticità di questo progetto, però parlare senza avere gli atti davanti. Però si fa una riflessione, perché possiamo anche fare riflessione su quello che, anche perché poi noi andiamo a Mestre, vediamo, mancano parcheggi, sono soluzioni veramente incredibili. Il discorso di politica, là è in mano alla politica. Ecco, sì, quindi, però le conseguenze le paghiamo noi poi. Su quello paghiamo tutto, lo paga il cittadino, ecco, questo è fuori luogo, in dubbio. Ecco. E anche lo paghiamo, il danno che poi viene fatto, non per colpa nostra. Giusy da Treviso, vai Giusy! Niente, è caduta la linea. Sentiamo Monica Coin come commenta le parole dell'avvocato. Il privato, se è in regola, ha fatto tutto legalmente, può andare avanti. Il problema però che dice Monica è un altro, deve rispettare però certe regole. E noi abbiamo visto che delle volte si supera anche questo, perché in politica mai dire mai, avvocato, quello che è no diventa sì, quello che è sì diventa no. Sì, questo è verissimo, e questo è il problema. Prego Monica. Sì, noi ci inseriamo nella procedura con le nostre osservazioni, le abbiamo presentate come prevede la legge, abbiamo anche partecipato alle udienze, alle sedute dei consigli di municipalità, del consiglio comunale, con però lamentando una scarsa spazio di discussione, anche perché i consiglieri comunali della Giunta Brugnaro hanno votato ad alzata di mano questo progetto senza nemmeno discuterlo,
nel senso che i consiglieri non avevano avuto neanche il tempo loro stessi di leggere le carte. Noi non mettiamo in discussione i diritti del privato. Il privato ha diritto di fare il suo supermercato, anche se secondo noi ovviamente facciamo una valutazione che per Mestre ne abbiamo già abbastanza, non sarebbe, diciamo, un'esigenza della città, però non possiamo mettere in discussione questo. Che cosa mettiamo noi in discussione? Per esempio l'abbattimento di uno dei padiglioni. Il padiglione De Zottis viene proposto l'abbattimento e al posto del padiglione si costruisce un parcheggio a raso. Il parcheggio a raso è uno dei modi per squalificare assolutamente e svalorizzare un'area. Per di più questo parcheggio a raso sarebbe sulla riva del fiume. Ricordiamoci che uno degli elementi importanti dell'area ex Umberto I è il fiume Marzenego. Il fiume della città passa a ridosso di quelle che dovrebbero essere le costruzioni di 87 metri. Monica, la fermo un secondo perché ha ripreso la linea Giusy, poi continuiamo. Sì, vai Giusy. Certo. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ascolta Mirella, posso cambiare prego. discorso? Ieri sera su una rete ho visto la confessione di Turetta, non si poteva ascoltare, almeno io. Io mi metto nei panni di entrambi i genitori che hanno provato certamente, avranno avuto il permesso di far vedere questa cosa qua, perché un ragazzo così sembrava che fosse su un teatro, l'ho pugnalata di qua, l'ho pugnalata di là, ma non si doveva neanche far vedere. Io penso per me, io se fosse stato un genitore non avrei fatto vedere per un'ora cosa diceva quel ragazzo. Mi sono meravigliata di quella rete lì, perché magari i genitori hanno dato il permesso senz'altro, ma i genitori a casa cosa hanno visto ancora il figlio parlare così della figlia dell'altro? Ma siamo diventati tutti pazzi. Io dico siamo diventati tutti pazzi. Non interessa più a nessuno di vedere in televisione questi fatti, continuano a spiegare come è successo e così e colà, 10 pugnalate di qua, 10 di là, questo ragazzo che raccontava. Non ce la ho chiuso subito, vi ringrazio. Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy. Giusy è una persona molto attenta alle vicissitudini e l'opinione pubblica a volte è molto scossa da quello che vede e che sente, e ha diritto di dire anche quello che pensa. In effetti ci sono delle situazioni che certe reti decidono di non far vedere perché sono imbarazzanti per tutti, perché veramente è uno scossone molto forte che dai. Motivo, certo. E questo, ecco, allora avvocato, rispondiamo anche alla Giusy, ecco, lei che è un avvocato. Io onestamente però devo dire non ho visto questa ripresa, ecco, quindi non so come mai sia finita in televisione, perché siccome il ragazzo mi risulta che sia in carcere, quindi qualcuno deve aver autorizzato a livello istituzionale la possibilità che questo ragazzo potesse parlare e potesse andare in televisione. Il tutto mi meraviglio anch'io, perché siamo arrivati ormai, non c'è più limite a nulla. Se è in carcere, come fa a aver fatto queste dichiarazioni e queste dichiarazioni sono finite poi in televisione? Quindi non so chi abbia autorizzato e per quale motivo, perché non penso che sia favorevole per l'immagine e anche per la difesa. Ecco, quindi io mi fermo qua perché non riesco neanche. Ecco, avete capito che anche l'avvocato è perplesso della telefonata di Giusy, perché delle volte bisogna anche capire dove sta il limite, certo. Perché sennò poi io porto i ragazzi a divertirsi diversamente agili e mi chiedono le liberatorie perché li porto a divertire, sì, avete capito? E se non ho la liberatoria non si può fare niente, anche se è un divertimento. Ma questo era in carcere, quindi occorreva avere non solo una liberatoria, ma vuol dire che qualcuno interessava a far vedere questa cosa. Sì, non capisco il motivo, perché vorrei approfittare invece, visto che No, fermo avvocato, perché abbiamo Paolo da Montagnana, se no mi cadono le linee. Andiamo, vai Paolo. Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Allora, ritorniamo al discorso delle alluvioni. Posso ritornare al discorso delle alluvioni in Emilia Romagna? Allora, no, Mirella, no. Mi piace perché no, ormai tutto fa spettacolo qua.
per la televisione tutto fa spettacolo su certe televisioni, no? Anche la politica ormai è diventata uno spettacolo, no? Abbiamo gente che in un anno ha avuto 2 alluvioni, hanno perso praticamente tutto, e abbiamo, no, io ce l'ho con la politica, no, che continuano a litigare, no, destra, sinistra, si indisa un posto, uno che ha fatto, uno te che ha fatto me, che ha fatto lui, tutti si bravi qui governa e dopo qui va su tutti i che sbagliati. Allora mi dico, no, noi altri che siamo un gran bel popolo, Mirella, perché gli italiani è il popolo più bello del mondo, bisogna che lo dica. Mica gira tanto il mondo, e il popolo italiano è il miglior mondo, è il miglior popolo che sia, no? È il più paziente anche lei. Io dico, no, arriva a questi punti qua, no, che vedo che su tante attività, si cerca da fare sinergia anche fra attività per lavorare meglio, fra meglio. Perché a politica, sti politici invece da fare come dei burattini, perché mi considero, a parte che mi considero Frattoiani e Bonelli 2 che vengono pagati dagli italiani e non servono a nulla, questi non serve a nulla, no? Proprio questi serve da mandare a casa perché questi non serve a nulla. Manca Conte, Grillo adesso. Io dico, ma mettete un attimo su altri italiani, un altri popoli, no? Se vi è buono mettervi d'accordo e cercare di governare, non dico insieme fare, ma manco essere coerenti, dire sì, demo che chi che governa, no, se fa la guerra per chi vuole governare, quando che sulla destra vuole governare a sinistra, cosa sulla sinistra vuole governare a destra, e chi che rimette siamo altri italiani. Stiamo di vedere adesso in Emilia Romagna, ma succederà anche in tante altre regioni, perché la politica di noi altri non ne frega niente. Perfetto Paolo, grazie Paolo, sei stato molto chiaro anche tu, veramente chiaro. Ecco, e noi cosa facciamo? Chi siamo noi, questo meraviglioso popolo invidiato da molti per un DNA della creatività che è fuori discussione, tanto per... Pazienti. Prego avvocato, che doveva finire anche il discorso. Volevo ricollegarmi al discorso della signorina per quanto riguarda gli autovelox. Siamo tutti d'accordo che le velocità vanno rispettate, ma come si fa a affermare che una persona non ha rispettato la velocità se lo strumento per misurarlo non è legale? Come si fa a dire a uno tu andavi a 100 all'ora se lo strumento non è legale? Dico sempre, come quando si va al mercato, si compra 1 chilo di frutta, se la bilancia non è regolare, come faccio a dire che è 1 chilo e non è mezzo chilo? Quindi io dico solo, le leggi vanno rispettate, bisogna che gli strumenti siano a norma di legge, altrimenti giustamente uno dice ma come fai a dire che andavo a 100 all'ora, 200 all'ora se lo strumento non è legale? Questo dico. E poi volevo richiamarmi il concetto, l'autovelox non ferma la persona che guida a velocità pericolosa, quello fa tempo a superare l'autovelox e a investire una persona. Se c'è la pattuglia sulla strada invece questo non avviene, questa è la maggior sicurezza. Purtroppo in questi anni abbiamo visto sempre meno pattuglie sulle strade rispetto a una volta. Questo è vero, avvocato. La legalità va rispettata, uno non può dire ma io per la sicurezza non rispetto la legge. La legge va sempre rispettata. Allora andiamo a sentire anche cosa dicono i consumatori, Autovelox e Conte. Sentiamo. Un'altra associazione di consumatori, la Centro Consumatori Italia, si scaglia contro il sindaco di Treviso Mario Conte e il prefetto Angelo Sidoti sulle dichiarazioni rese nei giorni scorsi, ovvero non spegneranno gli autovelox per ragioni di sicurezza. Non si può sentire che un sindaco dica apertamente in pubblico noi, nonostante ci sia una sentenza della Cassazione, nonostante ci sia questo conflitto di poteri, di competenze derivanti per gli apparecchi omologati o no, e noi continueremo a usare gli apparecchi, perché la sicurezza è la base di tutto. La sicurezza si può fare anche con le pattuglie in strada, non è che necessariamente serve l'apparecchio per fare il rilevamento delle multe. Cosa fare con gli apparecchi non omologati lo dirà il Ministero, ma nel frattempo la sentenza della Cassazione di aprile di quest'anno dice che le multe erogate con apparecchi non omologati sono nulle. Se il Comune vuole continuare ad utilizzare gli apparecchi e se ne assume le proprie responsabilità, sa che andrà incontro anche a delle responsabilità non solo di tipo amministrativo, quindi dal punto di vista della Corte dei Conti, ma andrà incontro anche a delle responsabilità penali, secondo noi. E poi ci sarà un magistrato che deciderà su questo.
Conte aveva anche detto che gli incassi delle multe venivano reinvestiti nella sicurezza. Non possiamo fare un'opzione, la sicurezza, mettere in ballo la sicurezza contro la legge. Se la Cassazione ha detto una cosa bisogna rispettarla, che piaccia o no vanno presi i provvedimenti in tal senso. Ma a cosa serve in definitiva l'omologazione? L'omologazione serve a capire e a dare certezza all'utente che quando prende la multa l'apparecchiatura sta funzionando correttamente. Quindi se io ho preso la multa a 80 km all'ora, sono certo che con l'omologazione l'apparecchio mi sta rilevando in maniera corretta. Per questo serve. E dopo se il sindaco dice ma a noi non interessa, facciamo le multe lo stesso, signori, è grave sta cosa, non si può andare a dire una cosa così, non si può. Noi siamo disponibili a un incontro, se vogliono fare un incontro con i comandanti della polizia locale lo facciamo, lo faremo, adesso lo chiederò anche a Padova e a Vicenza e vedremo che cosa verrà fuori. Allora, avvocato, per carità, tutti hanno diritto, siamo in democrazia, di fare, di dire e di creare anche associazioni, ma qua va a finire come le banche. Allora c'è quel problema, creo un'altra associazione e vado contro il sindaco o i sindaci. Ma mi scusi avvocato Capraro, ma non sarebbe utile andare contro chi ha deciso di mettere gli autovelox, li ha fatti installare senza prima vedere se erano omologati o meno? Perché questi poveri sindaci, che sono quelli che sono in prima linea, devono pagare per tutti quelli che hanno sbagliato prima e hanno passato il cerino e loro si sono defilati. Ma chi è che ha deciso di mettere questi autovelox e non ha controllato se sono omologati o no? Perché di questi non si sente mai parlare niente, avvocato, prego. No, è così. Lei tocca un tasto che è stato preso in esame proprio dal Tribunale dei Riesami di Cosenza, dove si parla di frode nei confronti della pubblica autorità. Cioè queste ditte hanno, nel caso in questione, questa ditta qui che è anche citata, non facciamoli pubblicità, ha fornito all'amministrazione comunale degli strumenti affermando che erano omologati. Quindi giustamente il Tribunale degli Esami dice confermo il sequestro di queste apparecchiature che non possono essere utilizzate perché non sono omologate e parla di una responsabilità anche penale di queste aziende. Però il discorso base principale che va dimenticato è che il principio è quello della contestazione immediata. Tu non mi puoi come regola generale scrivere tu 3 mesi fa sei passato sulla tangenziale se tanto allora non potevi. Il principio generale del codice della strada è la contestazione immediata. Solamente in casi particolari, devo dire da questo punto di vista il decreto ultimo Salvini lo precisa, solo in casi particolari si giustifica l'installazione di un'apparecchiatura invece della pattuglia. Per tutto il resto il principio generale è la contestazione immediata. Sì, però alla fine di tutto... E non si può neanche non rispettare la legge, dice per fini di sicurezza io vado contro la legge. Questo non è effettivamente accettabile, soprattutto da una istituzione. Sarebbe come dire, siccome le forze dell'ordine non ci tutelano sufficientemente, io mi prendo una pistola e vado a sparare allo spacciatore. Questo no, cioè, se arriviamo a questo punto qua... non c'è più limite a nulla. Perfetto, però dopo tutto questo ambaradan che vedremo e andremo avanti anni perché non sarà una cosa che si risolve. Il Ministero non fa i decreti attuativi. Allora perché non puntiamo là invece di puntare sempre su sti poveri sindaci che cercano di salvare la vita delle persone? Avranno anche sbagliato, ma hanno sbagliato in buona fede perché pensavano che gli autovelox fossero omologati perché la ditta ha detto no, perché avvocato no, perché sì, no, veramente. Ma adesso che lo sanno, al di là di ogni ragionevole dubbio, cioè non dà un esempio positivo, non rispetto alla legge perché... Perciò tolgo gli autovelox, corro come un matto perché tanto non che c'è più niente in attesa che vengono decreto attuativo, cosa ci vuole a farlo? Sono anni che devono farlo. Chi abbiamo in linea? Marco da Mantova, ciao Marco. Niente, non si potrebbe semplicemente fare invece degli autovelox normali che stanno facendo adesso, se veramente per la sicurezza, fare dei semafori con praticamente delle camere che ti fotografano, che se tu non ti fermi col rosso perché vai oltre la velocità ti fa la foto, fine.
Grande Marco, ho detto prima quelle cose che si possono fare perché non vengono fatte, le cose si possono fare subito. Marco, ti ringrazio di questa telefonata perché fate capire che a casa il cittadino semplice ha già la soluzione, perché l'avvocato dice va bene, cosa vuoi dire Marco? No, non c'è più. Volevo dire che se ci fossero dei semafori che in automatico se uno supera la velocità venissero rossi, ti fanno la foto, basta. Se tu non fai in tempo a fermarti, ti fa la foto. Guarda, anche l'avvocato dice che hai ragione, che hai fatto una proposta molto costruttiva. Gli altri autovelox li fanno solo per riempire le casse dei comuni, quello si sa. Ecco, grazie Marco, abbiamo sentito anche Marco, salutiamo anche Mantova questa mattina. Avvocato. Io dico però, la mia soluzione, un decreto costa molto meno di tutti. Per fare un decreto cosa costa? Io penso che al Ministero delle Infrastrutture ci siano dei tecnici che possono farlo, non capisco perché non vogliono farlo. Neanche noi, avvocato. E non capisco perché l'Associazione dei Comuni d'Italia non va al Ministero e dica signori volete farlo o no sto decreto attuativo? Lo diremo ai sindaci mi scappa qualcosa, che avrò mi sfugge. Ospite prossimamente, anzi li ho sempre. Pubblicità. E siamo con l'avvocato Fabio Capraro che parliamo questa mattina di autovelox e non solo, anche quello che si potrebbe fare. Abbiamo anche Monica Coin, portavoce comitato ex Umberto I. Allora Monica Coin, dopo le telefonate, quello che ha detto l'avvocato Capraro, ma soprattutto i cittadini che hanno il diritto di essere ascoltati, loro forse hanno le idee più chiare di qualche politico, sanno dove dovrebbero parare la politica, cosa vorrebbero nel proprio territorio, invece si va sempre da un'altra parte. Prego Monica Coin. Sì, io in questo momento sono anche un po' addolorata perché purtroppo c'è stata una grave notizia a Mestre, 2 ragazzi che conosciamo molto bene, che tra l'altro frequentavano l'area dell'ex Umberto I anche con il laboratorio climatico dell'ex CUP. Hanno avuto una grave aggressione questa notte, uno dei 2 ragazzi purtroppo è deceduto. Mamma mia. Nel corso di una rapina, quindi è un po', l'ho saputo in questo momento. E allora io voglio dire questo, stiamo parlando di sicurezza stradale e anche sicurezza nelle strade. La sicurezza ha tante facce, ha la faccia diciamo del fatto che le persone ovviamente non debbano essere colpite nella loro incolumità, certamente, ma c'è anche la sicurezza sociale, la sicurezza nelle strade, la sicurezza nel lavoro. Quando una persona non ha di che vivere e il tessuto sociale si impoverisce, come a Mestre purtroppo, sappiamo quali sono le conseguenze. Questo ragazzo, tra l'altro, che ha perso la vita era anche una persona che antirazzista, lo dico, che non ci siano strumentalizzazioni su questo, perché ha sempre lottato, diciamo, per l'uguaglianza, per l'antirazzismo. Si chiamava Giacomo e quindi io penso che il presidio della legalità e anche della sicurezza sia soprattutto non lasciare le zone abbandonate e degradate, ecco, e soprattutto anche dal punto di vista economico, sociale e anche per quanto riguarda i ragazzi, soprattutto dare degli spazi e non pensare che tutto possa essere commercializzato. Non c'è bisogno di più supermercati, di più ristoranti, di più locali, c'è bisogno anche di spazi pubblici, di cultura per questi ragazzi. E se noi guardiamo anche l'esempio dell'ex Umberto I, il laboratorio climatico che è stato preso dai ragazzi, diciamo, è stato un presidio di legalità, perché invece della droga, invece della criminalità, dei ragazzi hanno fatto dibattiti sul clima, sull'ambiente, eccetera, e sono stati un punto di riferimento anche culturale. Ecco, io penso che il degrado sia fatto di molte cose, anche del fatto di non voler rispettare le leggi. Io sono d'accordo con l'avvocato in un certo senso, nel senso che se uno strumento non è corretto, è giusto, per carità, che l'autovelox sia a norma di legge, però non dobbiamo colpire l'autovelox per colpire i limiti di velocità e le sanzioni.
sanzioni, cioè questo ecco, dobbiamo dirlo. La sicurezza ha mille facce e la tristezza che ci ha colpito oggi dimostra che se non facciamo comunità, se non facciamo tessuto sociale, non andiamo da nessuna parte, perché da soli siamo homo homini lupus, come dicevano. Sì, Monica Coin ci spiega a grandi linee cosa è successo questa notte, che senza andare nei particolari perché è appena successo bisogna vedere, ma cosa è successo a grandi linee? Allora, questi due ragazzi che io conosco anche molto bene si sono trovati per strada, hanno assistito a una rapina di una donna, hanno cercato di difenderla e hanno subito un accoltellamento. Uno dei due non ce l'ha fatta, l'altro ha delle gravi ferite e io sono anche molto preoccupata che ce la faccia. Allora Monica, porti un nostro grande abbraccio a questi ragazzi. Avete sentito che poi dicono sono tutti che non hanno voglia di far niente. Ecco, questi si sono esposti per salvare una donna, soprattutto una donna che veniva aggredita. Era di giorno o di sera? Di sera mi sembra. Sì, credo di questa notte è successo. Questa notte. Guardi Monica, qui lo dico apertamente, lo dico tutte le mattine. Io a Mestre ci vengo spesso, fortunatamente o sfortunatamente non lo so, e vedo la differenza che c'è dalla mia città Treviso quando vengo a Mestre. Inutile che ce la giriamo, ecco, non dappertutto, però là è un po' un problema grande, ecco, è una città multietnica, è una città dove... Vogliamo parlare di Padova, di Verona? Sì, è vero, però Milano. Siccome che Mestre è quella più vicina a Treviso, certo. dove che ci arrivi in 20 minuti, mezz'ora, capisci bene la diversità. Poi quando arrivo qua che vedo, perché bisogna anche dirlo, il problema è, come dice Monica Coin, che si potrebbe fare, perché ad esempio abbiamo la protezione civile, scusatemi, ma la protezione civile è un esercito ormai, serve solo in caso come dell'Emilia Romagna, con tutto rispetto, poveretti, non voglio, ma proprio io non ho neanche fatto vedere le immagini perché sono veramente indignata, ma non importa. Ma l'esercito, nelle caserme che abbiamo queste persone che paghiamo poi oltretutto, il mondo del volontariato, cioè possiamo unire le forze, perché anch'io posso uscire la sera a farmi una passeggiata alle 11 se ho voglia, o devo chiudermi in casa perché c'è il coprifuoco, ho paura del nero, del giallo, del verde, poi c'è il bianco magari che fa quello, perché questo è passato il messaggio. Il diverso è quello che, ecco, avvocato, vorrei una sua riflessione, è quello che anche le telecamere sono bellissime, però se una viene rapinata, la telecamera poi ci permetterà di individuare casomai il soggetto, ma non impedisce la rapina, mentre se c'è la gente, la pattuglia, il discorso è diverso. Ma perché, avvocato, è passato il messaggio che solo il diverso, l'irregolare, non regolare, solo che ha la pelle diversa è quello che delinque di più degli italiani? Lei cosa ci dice? Là dipende anche dalla stampa. È chiaro che quando succede il fatto ed è uno straniero magari ci scrivono 10 righe di più, quando è l'italiano 10 righe di meno. Quindi passa... Questo l'ha detto l'avvocato Capraro? Certo, ma lo dico, sono i giornalisti che in certi casi creano certe situazioni un po' esasperate. Però invece, torno al discorso di prima, autovelox e telecamere sono bellissimi strumenti, però non sono sufficienti per dare la sicurezza. Bisogna che ci siano più agenti sulle strade, meno agenti poliziotti negli uffici e più nelle strade, meno agenti di scorta e più agenti per la sicurezza di tutti. Roberto da Mira, ciao Roberto. Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Volevo chiedere all'avvocato, anche a lei ovviamente, com'è possibile fare che quando si va a votare si votino le persone e non i partiti che poi a fine elezioni mettono chi pare e piace a loro, cioè gente che si è fatta raccomandare per poi non governare come stanno facendo, e lo vediamo dappertutto in tutta Italia, e si creano questi problemi sociali. Questo dovrebbe essere un tema, diciamo, primario da portare avanti fino alle prossime elezioni, e se indicano i candidati, quando si andrà a votare la prossima volta, sicuramente non ci sarà l'assenteismo, ma tutti andranno a votare, altrimenti facciamo una cosa, una squadra di raccomandati da Roma a Mestre a Treviso, dappertutto, e ci sono queste situazioni. Dopo un anno di spaccio la gente non va neanche a casa perché ci sono gli spacciatori. Le autorità come intervengono? Devono essere sempre i cittadini che poi subiscono le aggressioni
come quella di questa notte che parlava prima Monica, eccetera, e nessuno prende. Chi guarda, chi controlla i controllori? Punto di domanda. Buona giornata a tutti. Grazie Roberto. Allora sentiamo Monica. Monica, come commenta la telefonata di Roberto da Mira? Sì, contiene degli elementi di buon senso naturalmente. Ripeto, secondo me il presidio sociale siamo noi come comunità. Se noi disgreghiamo questa comunità in noi e loro, la sicurezza diminuisce. Faccio un esempio, i corsi di italiano dovrebbe essere il comune a organizzarli, invece sono per stranieri intendo, mentre sono delle associazioni che autonomamente, anche con difficoltà, coprono diciamo, questo fabbisogno della popolazione che lavora, che manda i bambini a scuola e che non delinque, perché c'è questa cosa che abbiamo identificato la delinquenza con diciamo una etnia, e invece questo non deve assolutamente succedere, anche perché sappiamo benissimo che per esempio una delle emergenze dei reati che ci sono riferite per esempio alle violenze sulle donne in famiglia, e questo non ha certo una connotazione etnica, anzi diciamo che è una brutta abitudine degli italiani. Quindi diciamo che secondo me è la comunità che deve stringersi ed avere più valori, soprattutto di solidarietà, ed è purtroppo che diciamo questa manca gravemente, e siamo tutti soli di fronte anche a un degrado economico che ha delle ragioni precise anche e soprattutto in tema di lavoro, di salario eccetera, e anche di precarietà del lavoro, perché purtroppo questo mondo della precarietà ha portato alla precarietà delle nostre vite e tutti siamo in competizione gli uni con gli altri, e questo non rende la società migliore secondo me, ecco. Io penso che il livello politico si debba occupare, e qui non parlo da politica perché ovviamente sto parlando da cittadina, anche se ho le mie idee politiche molto chiare, e i cittadini appunto devono avere il senso della comunità, e per farlo devono avere uno strumento, devono avere uno spazio, devono avere un ascolto da parte della politica. Se la politica invece decide autonomamente, ascoltando solo quelli che sono gli interessi economici preponderanti, privati, tutti gli altri, vabbè, che si arrangino, questa è la filosofia, no? E invece dovremmo creare un tessuto sociale migliore. Io vorrei essere come lei, avere politicamente le idee molto chiare, sa Monica Coin. Le ho molto confuse ultimamente, ma molto confuse. Mi dispiace dirlo, però i messaggi che arrivano non sono messaggi che mi tranquillizzano da nessuna parte. Io poi ho un banco solidale, capisce bene cosa vedo tutti i mercoledì, ecco, nell'indifferenza di molti che dovrebbero aiutare. Ho detto anche proprio la scorsa settimana, non arrivano più generi alimentari, grazie al 5 per 1000 riesco ad acquistare, perché la borsa deve essere dignitosa, perché non vengono porci e maiali, ma vengono persone Mirella, umane, e perciò io devo acquistare, ecco, e devo dare una borsa dignitosa, dare del vestiario decente. Per fortuna che ci sono questi banchi alimentari, queste parrocchie che aiutano, perché io veramente non saprei come andrebbe a finire con queste famiglie che neppure con 2 stipendi riescono più a sbarcare il lunario. Questo va detto e ripetuto, lo dico tutte le mattine, me ne vanto di dirlo, perché ho le carte in regola per dirlo, ho le prove di quello che dico, però qualcuno non continua a non ascoltare. I supermercati vendono 3x4, 4x3 le scadenze, perciò anche là non arriva più niente, riceviamo solo dolci. Ecco, io poi ho un onorevole, chiederò anche a lui, ecco, e poi va buttato ogni giorno, tonnellate di cibo vanno buttate, non vengono distribuite perché fanno male, sono scadute, fanno male. Lei capisce che io ho molto da dire, il problema è che non vengo invitata a nessun tavolo perché avrei coraggio di dire quello che vedo, quello che penso, e perciò mi tagliano fuori da tutti i tavoli, ma chi se ne frega, io ho le telecamere e parlo davanti a tantissime persone di tutte le regioni, e per me questo è importante, dare i messaggi nella
l'informazione corretta. Grazie a Monica Coin, sentiamo come ci saluta l'avvocato Fabio Capraro. Io niente, vi ringrazio di essere stato invitato, spero di aver chiarito il mio pensiero, ecco, e mi auguro che per il futuro... E i sindaci cosa dice, avvocato? Cosa vuole dire i sindaci che continuano imperterriti? Io ho già detto il mio pensiero, e anche il comandante di polizia, va rispettata comunque la legge. Che insistano come associazione dei comuni col Ministero che faccia sto benedetto decreto. Cosa costa fare un decreto? Però lei ha anche evidenziato che al sud hanno avuto il coraggio che qualcuno del nord non ce l'ha. No, perché lo diciamo anche, prego avvocato, si parla di profondo sud e io parlo di profondo nord. No, è verissimo, devo dire, io appunto, come ho già mostrato in altre occasioni, il dottor Chiozzi nel 2015 lo aveva già dichiarato in sentenza che gli strumenti non erano omologati. Dal 2015 sono passati un po' di giorni, dai, un po' di giorni, vero avvocato? No. E qua non è successo nulla. Devo dare atto invece che a Cosenza c'è della gente che legge le leggi e le fa applicare. Ecco perché, ed è scritto? Ed è scritto, ecco perché anche questa famosa sentenza di Cassazione, che sembra che abbia fatto chissà cosa, ha semplicemente richiamato il contenuto di una legge che c'è da anni e che non so, a tanti è sfuggita. Io vi saluto, ringrazio dell'ospitalità. Grazie a lei, avvocato Capraro. Grazie, attento avvocato, mi porto via tutto. Pubblicità. Me l'ho dimenticato. Vi presento altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza altre due persone molto importanti perché cercheremo anche di dare delle risposte che non arrivano a questa popolazione da nord a sud, da est a ovest, distrutta per le cose che non si fanno, che dovrebbero essere fatte. Qualcuno dice non ho più speranza, ho perso le speranze. Avete visto in Emilia Romagna, io non ho fatto vedere le immagini, perché sono immagini che fanno rabbrividire, perché continuiamo a vederle poi senza nessun aiuto proprio a livello psicologico, economico, di supporto. Presento subito l'onorevole Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, grazie veramente buongiorno onorevole di essere tornato a trovarci. Grazie a voi per l'invito. Grazie, saluto anche Raffaele Garisi. Ecco, questo sportivo che grazie anche a lui abbiamo supportato Sport Senza Barriere per far capire l'importanza dello sport a 360 gradi, grazie veramente Raffaele. Mirella, e saluto, vediamo se è collegata anche Michela Morutto, perché ci sarà la giornata dell'Alzheimer, la giornata mondiale dell'Alzheimer. Ciao Michela cara, grazie. Hai visto, hai anche un onorevole questa mattina per raccontare questa storia incredibile che è capitata a Michela, che è capitata a suo marito, questo giovane uomo che a 40 anni ha iniziato a dare i primi sintomi di Alzheimer, abbandonata da tutti, onorevole, con due creature piccole da tirare su, da crescere. Il più grande è stato nominato anche alfiere della Repubblica, tanti premi ma pochi soldi, onorevole, forse se dessero qualche soldo in più e qualche premio in meno, ma anche Michela sarebbe più contenta, nel senso che da sole non si va da nessuna parte. Sono famiglie che devono avere il diritto di vivere dopo quello che è capitato con i loro figli in maniera dignitosa e decorosa. Allora partirei proprio da te Michela, questa giornata mondiale, centri sollievo di tutto e di più, com'è la situazione al momento, la tua situazione? Spiegala anche all'onorevole Cappelletti che non la conosce. Ecco, mi fa molto piacere, vediamo se riusciremo a fare qualcosa per Michela, perché è impossibile continuare a non vedere quello che si dovrebbe vedere, non ascoltare quello che si dovrebbe ascoltare. Vai Michela. Grazie Mirella, è sempre un piacere essere qui con te e con tutto il tuo pubblico. E allora riassumiamo in breve la mia storia, la storia mia e quindi della mia famiglia, di mio marito Paolo, che si ammala 10 anni fa di Alzheimer precoce. Dico 10 anni fa perché 10 anni fa abbiamo visto il primo neurologo, ma la situazione era
degenerata già da anni prima. Mio marito ha avuto un papà ammalato sempre di demenza giovanile a 48 anni che è mancato nel giro di 10 anni. Quindi quando mio marito si ammala, a parte tutte le difficoltà e pellegrinaggi sia presso gli ospedali per avere una diagnosi, sia presso le istituzioni per avere anche i contributi previdenziali, perché una persona giovane si fa fatica a capire e dare il supporto nella malattia, e ci siamo sentiti abbandonati come famiglia perché non c'è stato il supporto adeguato, la rete che ci dovrebbe essere di sostegno, di aiuto, soprattutto in presenza di 2 bambini che quando mio marito si è ammalato uno aveva 1 anno e uno ne aveva 5, che sono diventati loro malgrado il genitore del proprio papà. Questa è una cosa ovviamente che non dovrebbe succedere in nessun caso e che succede purtroppo in molte famiglie, perché l'Alzheimer giovanile, per Alzheimer giovanile, precoce o presenile si intende l'Alzheimer sotto i 65 anni, e sappiamo tutti che a 65 anni si va ancora a lavorare e quindi già qui bisognerebbe alzare l'asticella, però sinceramente non ci sono supporti adeguati per malati così giovani e di conseguenza anche le famiglie, perché io purtroppo ho dovuto affidare a mio marito a una RSA dove lui si confronta con persone anziane e andare a lavorare per tirare su i miei figli, lavorare a tempo pieno. E come dice Mirella, ci sono state tantissime pacche sulle spalle, ma conti fatti, con le pacche sulle spalle non si mangia, non si vive, non si va avanti, e i problematiche sono sia dal punto economico sia dal punto della vita sociale di tutti i giorni, sia a livello anche scolastico, perché a volte i miei figli, che possono avere brutte giornate perché magari hanno visto il giorno prima il papà che non li ha riconosciuti o papà che non si alza dal letto, non vengono capiti se il giorno dopo magari sono un po' più vivaci o non hanno studiato, non c'è proprio la presa in carico della famiglia oltre che dell'ammalato, perché quando ci sono queste malattie non si ammala solo una persona, si ammala tutto il nucleo familiare. Allora vediamo anche le immagini di questo meraviglioso ragazzino che è diventato grande in poco tempo, che aiutava il suo papà a vestirsi, che lo faceva accompagnare a portare fuori le immondizie per farlo sentire ancora partecipe della famiglia. Questi bambini, come ha detto Michela, che hanno dovuto fare da genitori, ma le sembra una cosa normale? Allora andiamo, vediamo le immagini e sentiamo cosa dice anche chi è che vediamo là, chi è che vediamo là. Ciao tesoro. Mattia. Ciao. Allora vediamo le immagini, prego onorevole, come commenta? Adesso vediamo questa premiazione di questo meraviglioso ragazzo dal presidente Mattarella, tanti premi, ma Skei, come che dico me, onorevole, che aiuta pochi, la Mirella li dà, perché io li ho aiutati e cerco di essere di supporto. Prego. Beh, innanzitutto complimenti Mattia, complimenti veramente di cuore, sei un esempio per tutti i bambini ma anche per i grandi. Io faccio questa considerazione, ma se la politica non si occupa di questi casi e di questi problemi, ma cosa serve? Ma cosa serve? Cioè, se non ci andiamo a occupare delle fragilità e delle situazioni veramente di necessità in cui si trovano moltissime famiglie, purtroppo il problema dell'Alzheimer è un problema in crescita nella nostra regione, nel nostro paese, non solo. Ma di che cosa si deve occupare la politica? Noi abbiamo fatto una proposta di legge che si chiama Caregiver e ci proviamo, è una proposta. Ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di considerare che l'assistenza sanitaria che viene prestata dalla moglie, dal marito, dai figli, da chi convive evidentemente per vicinanza con l'ammalato, deve essere considerata la stregua di un servizio che viene dato con copertura dei costi da parte del settore pubblico, perché se quel soggetto viene assistito al domicilio grazie all'amorevole cura della sua famiglia, è un risparmio per la collettività, perché se io ho la possibilità innanzitutto di seguire chiaramente, ma anche in maniera forse anche più idonea a quelle che sono le esigenze in sede domestica rispetto ad un ricovero in ospedale, consento di fare degli risparmi alla collettività perché non c'è il ricovero. Questo risparmio, che è un risparmio sociale importantissimo,
deve essere considerato sotto forma di indennità al caregiver, cioè a chi all'interno del tessuto della famiglia fornisce questo tipo di assistenza a chi si trova in una situazione di bisogno. È una cosa di civiltà. Sì, però vede, onorevole. Attualmente, ecco, aggiungo solo questo, attualmente, so che sono discussioni, però attualmente è proprio all'ordine del giorno della Camera dei Deputati, quindi potrebbe essere messo in discussione anche nelle prossime settimane. Ma onorevole, in attesa che arrivi questo, stiamo parlando di anni, come fa a vivere questa famiglia? A chi deve rivolgersi che trova tutte le porte chiuse? Perché è facile, la politica dice, è solito, faremo, diremo, cercheremo, sempre con lo zio Remo. Il problema è che bisogna dare risposte immediate. Questi bambini non possono aspettare perché sono traumatizzati. Ma vi rendete conto di andare a trovare il loro papà in una RSA? Che anche loro vedono che non è il posto per il proprio papà quello. E questo non va bene, non va bene. E qui ci dovrebbe essere un'unione di persone che supporta, visto che paghiamo profumatamente. Ma cosa servono i servizi sociali? Io vi domando, se non li impieghiamo in queste situazioni che ce ne sono sempre comunque. Ma come facciamo a vedere i servizi sociali che chiudono il venerdì pomeriggio alle 13, alle 14 al massimo, onorevole? E fuori c'è il disastro, c'è il deserto assoluto per le fragilità. Queste sono le regole del gioco da cambiare, queste sono le cose che bisogna fare immediatamente con una popolazione sempre più fragile, con patologie che sta invecchiando precocemente, con una denatalità incredibile. Allora sentiamo Claudio da Marano. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Saluto l'onorevole che ho avuto il piacere di conoscere alle Fornaci, anche tra l'altro. Volevo cortesemente mettere un punto che avevo chiesto tempo fa, l'ultima volta che intervenne onorevole in televisione. E cioè, il punto era a che punto è il discorso degli ingegneri che controllano ponti e viadotti. Perché prima della privatizzazione l'ANAS aveva 300 ingegneri, di cui una parte poteva firmare, 80-100 ingegneri, gli altri probabilmente erano più giovani, non lo so. E poi da questi 300 ingegneri che controllano ponti, tunnel, viadotti, sono passati a 100 quando è stato privatizzato tutto, non so come mai ha portato giù il numero così la gente che controlla. Allora c'è da stare attenti perché riguarda tutti, proprio tutti, tutti andiamo nelle strade, c'è da stare attenti a questa cosa. Poi un secondo punto è il discorso che sta governando una minoranza, cioè se noi andiamo invece di guardare le percentuali, andiamo a guardare i milioni di persone, perché dietro le percentuali ci sono le persone, stanno governando in Italia 12 milioni di persone. Allora quando è che mettiamo a posto questa legge? Cioè non è possibile che una legge elettorale deve comprendere che governa chi va d'accordo, ma non so mica si andrà a finire che governa chi andava d'accordo nel 90, non so mica, ma è una legge elettorale questa. Buona giornata signori. Grazie al nostro Claudio da Marano. La legge elettorale che nessuno vuole cambiare, se ne parla, come gli aiuti se ne parla, ma dopo concretamente rimaniamo fermi. Prego onorevole. Parto da quest'ultimo aspetto. È vero, se dovesse governare la maggioranza, il governo oggi non dovrebbe essere il governo Meloni, dovrebbe essere il governo del partito degli astensionisti. Perché oggi in Italia la maggioranza assoluta dei cittadini ha fatto quella scelta, cioè di non andare a votare. È evidentemente impossibile. Allora se andiamo a contare i voti, poi il secondo arrivato come numero di voti ricevuti è chi non ha votato per i partiti del governo Meloni. Cioè oggi governa un governo di minoranza, sì, per carità ha la maggioranza in termini di seggi e questo qua è legittimo e quindi fa il suo dovere, ma non ha la maggioranza in termini di voti, cioè chi ha votato contro i partiti che in questo momento sostengono il governo Meloni sono di più di chi ha votato a favore dei partiti che sorreggono il governo Meloni. E questo com'è possibile?
che chi ha meno voti abbia più seggi in Parlamento e chi ha più voti ha meno seggi in Parlamento? È perché c'è la legge elettorale che prevede un premio di maggioranza e nei collegi uninominali, i collegi uninominali per forza di cose premiano le coalizioni piuttosto che chi si presenta non in coalizione, e quindi nonostante avessero ricevuto un numero inferiore di voti, in questo momento hanno chiaramente la maggioranza assoluta dei seggi. È eclatante ad esempio la Lega ha avuto molti meno voti del Movimento 5 Stelle ma molti più parlamentari in Parlamento, che è una cosa pazzesca. Sui controlli sulle infrastrutture è un argomento importantissimo, noi ce ne siamo occupati quando siamo stati al governo con il ministro Toninelli ed è stata allocata anche una cifra molto importante per effettuare questi controlli e soprattutto i lavori di adeguamento, di manutenzione e ciò che è necessario per tutta una serie, praticamente per tutti i viadotti, per tutti i ponti, per tutte le infrastrutture che sono state messe naturalmente sotto verifica e controllo. Il problema qual è? È che poi una volta che io rilevo che c'è la necessità di un intervento manutentivo straordinario o ordinario, è necessario avere le risorse per poter fare questo intervento. E se noi mettiamo 15 miliardi di euro per fare il ponte sullo stretto di Messina, le risorse per fare la manutenzione ordinaria, ma non in tutta Italia, ma manco in Sicilia, non ci sono. Non ci sono, è una questione di priorità. In questo momento il governo ha fatto una scelta di seguire quella strada, ossia un'opera straordinaria, faraonica, che probabilmente non verrà fatta mai, ma i soldi vengono spesi lo stesso, e mettere in secondo piano invece i lavori di messa in sicurezza della rete viaria nazionale, rispetto al quale non sono in grado di fornire una risposta. Io credo che una risposta potrebbe fornirla sicuramente il ministro Salvini, e ringrazio lo spunto del telespettatore, perché è la mia premura chiedere qual è lo stato dell'arte rispetto a quel progetto che abbiamo avanzato noi quando eravamo al governo. Allora adesso io vorrei vedere anche la locandina che ha mandato Michela Moruto per far capire l'importanza di farci sentire. È un'importanza importante, demenze, facciamoci sentire, vediamo la locandina. Cosa vuol dire questa locandina e cosa farai, Michela? Prego. Michela, mi senti? Sì, eccoci qua. Si parla sempre del solito discorso del caregiver. Io ringrazio l'onorevole per quello che ha detto, e ci tengo a sottolineare che io, avendo mio marito ricoverato in una RSA, non sarei neanche più la sua caregiver, perché io, non avendo avuto la possibilità di tenerlo a casa, perché se non si lavora non si può portare il pane in tavola, ho dovuto affidarmi a mani estranee. Quindi cos'è successo? Che io in realtà mi sento comunque ancora il caregiver del mio marito, perché qualsiasi necessità devo correre, se va in pronto soccorso devo correre, e che è giusto che sia così, e devo comunque in ogni momento star lì a controllare, perché in realtà bisogna anche interessarsi di quello che succede in RSA, dei farmaci, dell'assistenza, che non è ovviamente un'assistenza 1 a 1, perché purtroppo sappiamo com'è lo stato delle cose, e affidare mio marito a mani estranee vuol dire anche sapere se queste mani sono in grado di curarlo adeguatamente, perché si paga una retta molto profumata in termini economici, anche se c'è il supporto della regione, però la pensione del mio marito non riesce neanche a coprirla, quindi c'è sempre l'intervento della famiglia o delle persone di buon cuore, come in questo caso Mirella e la sua associazione, tutto lo staff, che grazie a degli interventi economici ci danno la possibilità di poter fare questo supporto extra. Allora io non sono caregiver, non ho diritto a niente, però devo comunque andare a integrare la rete di mio marito. Quindi il 30 maggio 2023 una bella fetta di caregiver si sono rivolti al nostro governo per dire, insomma, per parlare di tutte queste problematiche e di portare all'attenzione anche il fatto di queste famiglie stanche, disilluse, di chiedere anche a che punto è la ricerca, nel senso, la ricerca in Italia. Ci sono tantissimi studi, tantissime cose, ma in realtà non c'è ancora niente di così importante sotto le mani. Quindi c'è un esercito di persone
che lavorano gratuitamente, che si chiamano caregiver, accompagnatori familiari o quello che si vuole, che sono a disposizione, non sono retribuiti, non hanno i contributi, c'è gente che non lavora e c'è gente come me che deve delegare la cura del proprio marito a mani estranee, i figli e i nonni, ringraziando il Signore che ci sono i nonni, e barcamenarsi fra mille difficoltà. Quindi abbiamo chiesto a che punto siamo e dove andiamo a finire. In realtà l'ennesima pacca sulle spalle, vediamo, facciamo, ma in realtà non si fa niente. Come dice Mirella, lo zio Remo c'è sempre, ma a conti fatti non c'è nulla. Ti ringrazio Michela anche per metterci la faccia ogni volta che Mirella chiama, e non è semplice, onorevole, perché vuol dire esporre i tuoi problemi, la tua privacy la devi mettere da parte, devi cercare però di far capire che il problema è urgente, bisogna dare risposte. E cosa fa la politica? La politica si occupa molto di cemento ultimamente, ecco, è un cemento che ormai comincia, anzi a proposito, attenzione oggi di mettervi sulla 4 in direzione Trieste, perché stanno togliendo un ponte, perciò autostrada bloccata, lo dico, perciò attenzione, state attenti, perché ci sono queste deviazioni, perché stanno togliendo il ponte sulla 4 in direzione Trieste per fare la terza corsia. Allora abbiamo Gianfranco Valeri, poi sentiamo l'onorevole, poi andiamo da Raffaele Garisi. Vai Gianfranco! Sì, buongiorno. Signora. Intanto a tutta la mia solidarietà per la sua famiglia, signora. Lei è una donna forte e vedrà che se riuscirà. Ecco, e buongiorno signora Mirella, e volevo fare una precisazione all'onorevole. Ecco, onorevole, quando uno porta un problema, anche qua dalla Mirella oppure in qualsiasi altra trasmissione, praticamente c'è sempre una legge pronta per fare, però guardi, io ho 75 anni, ma leggi pronte non le ho mai viste. Basterebbe per aiutare questa signora, che è una vita che dicono che ci sono tante pensioni false di invalidità, basterebbe revocare quelle false e vedrà che ci sarebbero i soldi per la signora e per tutti. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego onorevole, sì. Cosa potrebbe fare Michela per essere ascoltata di più? Michela rappresenta tante famiglie, bambini piccoli da crescere, minori, perciò minori, che la Costituzione mi sembra che protegga anche le famiglie e il minore, però qua è scritto tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Prego onorevole. No, io accetto di buon grado la provocazione del telespettatore che ha appena chiamato. Però c'è, nel senso che è stata già approvata in Senato ed è attualmente all'ordine del giorno della Camera, per cui ho ritenuto fosse opportuno farlo presente, anche perché nasce anche da una proposta del Movimento 5 Stelle di cui siamo orgogliosi. Poi noi in questo momento non abbiamo i numeri per governare, siamo all'opposizione, riusciamo sì a imporre la discussione di alcuni provvedimenti che sono in quota minoranza, perché è così previsto dal regolamento alla Camera dei Deputati, però sono pochissimi e spesso vengono anche cassati, cioè cancellati alla prima discussione da parte della maggioranza, per cui è uno sforzo non di poco conto quello di far approvare un provvedimento che nasce in quota parte anche dallo spunto dell'opposizione. Detto questo, il problema, ci sono delle competenze che sono decentrate. Sappiamo che la sanità è gestita dalle regioni, i servizi sociali dai comuni, e noi in Veneto peraltro viviamo in una situazione paradossale, perché quotidianamente, se apriamo un giornale, vediamo che viviamo nella regione dove c'è il servizio sanitario migliore del mondo, però siamo la regione che spende più di tutte le altre, quindi siamo i cittadini che spendono più di tutti gli altri nella sanità privata. Io questo l'ho chiesto a Marcato, ma com'è possibile che la Regione Veneto, che si vanta di avere un'offerta e un servizio sanitario all'avanguardia a livello mondiale, sia anche la regione dove i cittadini sono costretti, perché siamo costretti, non c'è la facoltà di rivolgersi al privato, c'è l'obbligo di rivolgersi al privato, perché ogni volta si rivolge agli uffici pubblici. E la controparte cosa dice, onorevole? Ha detto che ha negato l'evidenza sostenendo che non è vero, perché le liste d'attesa sono state recuperate. Il problema è che in Veneto si sono inventate le liste d'attesa per entrare in lista d'attesa.
Ma è successo anche a me personalmente di chiamare per una visita specialistica, di essere messo in lista d'attesa per poter entrare nella lista d'attesa, in modo tale da poter avere delle cifre ufficiali sulle riduzioni, aumenti, il numero delle liste d'attesa che siano congrui o che siano superiori rispetto alla media in termini di efficienza del servizio, alla media nazionale, però poi le liste d'attesa per entrare in quella lista d'attesa non sono conosciute da nessuno. E obbligano, e sono quelle che obbligano chiaramente, perché se non sai quando ti viene data l'opportunità di avere una visita specialistica rispetto a un problema, sei obbligato ad andare in sanità privata. Però queste cose non si sanno. Per fortuna, grazie anche alla sua trasmissione, almeno chi ci sta ascoltando in questo momento, ma io immagino chiunque che abbia avuto la necessità di chiamare il CUP per fissare una visita, per avere una visita specialistica, si sia trovato in questa situazione. E perché mancano le risorse? Quando invece, perché anche per l'Alzheimer, che è un problema gigantesco, perché non ci sono risorse da dedicare a queste famiglie che hanno veramente questo problema gigantesco e la società e la politica veramente dovrebbe gestirla come primo impegno, come prima necessità. E perché molte delle risorse vengono buttate al vento. Io qui vicino sono arrivato, ho preso la Pedemontana, che è una strada di 95 km, superstrada di 95 km, doveva costare 2 miliardi di euro, poco più, e invece i veneti la pagheranno 13 miliardi di euro, 11 miliardi in più di quello che avrebbe dovuto costare. Cioè sono 22 mila miliardi di lire, per capirci, per chi ragiona ancora in quel modo, di costi che non hanno nessuna giustificazione, e sono circa 300-400 milioni all'anno che vengono sottratti dai servizi e la regione che servizi eroga prevalentemente servizi per la sanità, e finiscono nelle tasche di 4 fortunati soggetti privati che si sono trovati a fare un investimento di poco più di 1 miliardo e ne mettono 12 in tasca. Ecco, questa è una situazione pazzesca che succede tra l'altro solo in Veneto, si chiama project financing e si traduce nella nostra lingua in fregatura. Abbiamo Stefania da Vicenza, poi continuiamo, vai Stefania. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Allora, intanto sai come la penso sulla sanità. È verissimo che c'è molto di privato qua nel Veneto. Bisogna andare in privato perché ti danno una visita dopo 6 mesi. Se vuoi farla presto devi andare in privato. Io è anni che lo dico e così stiamo andando. Insomma, è inutile dire la sanità è perfetta. Non è perfetta assolutamente. E io mi fido del pubblico, non del privato. Cioè, per me il pubblico è sempre migliore del privato. Devo andarci purtroppo, ma se potessi andrei nel pubblico proprio anche per sicurezza. Ecco, perché nel privato secondo me c'è il dio denaro che comanda. Non di sicuro la sanità o l'umano, insomma, ecco. Per loro sei solo una banca e basta. E volevo dire un'altra cosa a proposito delle alluvioni, degli aiuti così. Quando c'è stata la prima alluvione in Emilia-Romagna, mi ricordo, la Meloni ha fatto che chi gioca al lotto potesse giocare anche al venerdì e ha detto i soldi che del venerdì vanno dati all'Emilia-Romagna per gli aiuti. Questo dura 1 mese. Allora sono passati 1 anno e c'è ancora il gioco del venerdì. Allora sti soldi l'Emilia-Romagna non li ha ancora visti. Dove sono andati? E dopo proprio la Meloni che parla delle accise sui carburanti ha messo un'accisa sul gioco. Perché chi purtroppo soffre di ludopatia, se prima giocava 3 volte alla settimana, adesso gioca 4 volte alla settimana. E che parlano tanto di curare la ludopatia, in questa maniera l'agevolano. E dopo veramente sti soldi vanno all'Emilia Romagna, dove vanno? È più di 1 anno che questo, e aveva detto per 1 mese, finché diamo un po' di aiuti all'Emilia Romagna. Ecco, anche questa cosa bisognerebbe pensarci sopra del comportamento che hanno. Grazie Stefania. Ecco, io penso che i politici che hanno la fortuna di avvenire a Sveglia Veneti, perché questa è una fortuna, abbiano proprio quando hanno terminato la puntata, abbiano proprio la necessità forse di andare a vedere quello che hanno sentito, perché molte volte
l'opposizione, così si chiama, mi sembra, dovrebbe opporsi a quello che è sbagliato, che non è giusto, però dicendolo. Perché la trasparenza noi, onorevole, non la vediamo, noi non sappiamo mai niente. Ed è facile dire vai in internet, collegati, vai su Google. No, io voglio sapere, sono anche diversamente anziano, diversamente giovane come li chiamo io, nessuno mi ha insegnato a usare questa nuova tecnologia perché si sono dimenticati di noi, perciò io non so, pago perché pago le tasse e non so niente. Ma la trasparenza in politica, l'opposizione, onorevole, dov'è l'opposizione? Se una cosa è sbagliata non deve essere fatta, soldi pubblici che non si sa dove vanno a finire, come dice il buon senso delle telefonate Stefania Ultima, ma dove sono questi soldi? Sono arrivati? Non so. Non sarebbe un compito anche dell'opposizione nel momento che c'è uno spreco di denaro? L'avvocato Capraro diceva prima ad esempio le scorte, ma come, chi è che ha diritto alle scorte? Ma come? Sono persone che se le fai passeggiare nei centri storici non sanno neanche chi sono i nostri onorevoli senatori, non si vedono mai. Gli inviti sono sempre impegnati, li vedi solo a Roma col telefonino che vanno su e giù, ma dopo c'è il vuoto assoluto. Eppure sono nostri operai, paghiamo, vi paghiamo, perciò avremo anche il diritto di sapere cosa fate, sia maggioranza che opposizione, o sbaglio, onorevole? Io da lei vengo sempre volentieri. È vero, è vero. Lei lo sa, le do atto e vengo volentieri perché consente di parlare e la sua trasmissione ha un format che consente anche di spiegare. Ci sono delle cose che sono complesse, è necessario parlare, spiegare dei concetti, ci servono anche qualche minuto e molte trasmissioni questo non lo consentono. Lei invece permette questa possibilità, per cui la ringrazio veramente di cuore. Da opposizione che cosa abbiamo fatto? Beh, su Pedemontana veramente tutto quello che si poteva fare è stato fatto. Il sottoscritto ha presentato un esposto alla Corte dei Conti, ha presentato un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, ho spostato addirittura il mio domicilio di parlamentare nella sede, per in qualche maniera per attirare l'attenzione nella sede dove doveva essere realizzata quell'opera. Ne abbiamo fatti di tutto e di più. Quando è scoppiato lo scandalo delle popolari venete, delle banche, noi per primi abbiamo depositato un esposto alla magistratura proprio per chiedere alla Procura di Vicenza che si attivasse per indagare su quelli che sembravano essere appunto dei comportamenti illegali che erano stati operati all'interno, in particolar modo Banca Popolare di Vicenza, e per dichiarazione del procuratore capo della Repubblica di Vicenza dell'epoca sappiamo che è stato grazie a quell'esposto che è nata l'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza, su Veneto Banca, che tutti conosciamo. E il processo più importante che c'è in Italia e probabilmente in Europa di inquinamento e di disastro ambientale, quello sui FAS, è nato su esposti presentati e firmati dal sottoscritto e dal Movimento 5 Stelle negli anni, quando tutte le altre forze politiche, andate a vedere i giornali dell'epoca, veramente se ne infischiavano. Un problema come quello era un problema che era considerato assolutamente da insabbiare, non se ne doveva parlare per non danneggiare il tessuto economico che opera nelle aree, quelle aree gigantesche che sono state toccate naturalmente da quel problema di inquinamento. Quindi le stiamo provando tutte, continuiamo veramente a provarle tutte, e dove non arriviamo perché non riusciamo a comunicare con grandi masse di cittadini, comunque cerchiamo di attivare altri poteri dello Stato, a partire da quello della magistratura, perché manca fatta è scritta una parola di verità rispetto a quello che succede. Però il messaggio che arriva, caro onorevole, è quello che anche il Movimento 5 Stelle ha dei problemi all'interno con il suo fondatore, che è Beppe Grillo, e il messaggio che arriva non è dei più qualificanti. Allora non si riesce a capire veramente sotto elezioni, il prossimo anno si andrà a votare, noi andiamo a votare sempre, e soprattutto io sono dell'idea che i partitini, quelli piccoli con l'1, il 2, il 3 dovrebbero sparire, cioè non so cosa facciano. Io lo dico apertamente, per carità siamo anche in democrazia,
ma non vedo come può essere che un partito con una minimissima parte, il 2%, detta le regole del gioco, perché con questa legge elettorale funziona così e questo non è tollerabile, perché vuol dire fermare il paese. Prego Raffaele Garisi, adesso veniamo a te e voglio far vedere anche all'onorevole Cappellini, ma soprattutto voglio far capire l'importanza anche dello sport, di questi bambini che devono pagare tutto, perché anche lo sport costa, ormai tutti devono pagare, soldi non ce ne sono. Andiamo a vedere allora Raffaele Garisi all'ippodromo di Treviso di Sant'Artemio, domenica, giornata bellissima, sport senza barriere. Andiamo a sentire cosa dice Raffaele Garisi. E siamo con i capoeira e chi in particolare? Raffaele Garisi, sono istruttore di capoeira, è una bella giornata di sport senza barriere ed è veramente riuscita perché tanta gente, tante attività ed è bello perché lo sport aiuta a superare queste barriere che molte volte abbiamo come a livello mentale prima di tutto, no? Come si diceva. Allora, siamo riusciti a portare le famiglie, oggi tante famiglie qui all'ippodromo? Sì, è la cosa che volevamo in realtà, cioè che i ragazzi, le famiglie potessero vedere le varie attività che lo sport in particolare propone. Vedo che tutte le associazioni lavorano affinché tutti possano partecipare, quindi non ci siano, diciamo, quelle barriere che molte volte mettiamo, i limiti che noi mettiamo allo sport, quindi è bello che tutti possano partecipare, provare perlomeno, ecco. Anche noi abbiamo avuto, come vediamo, sì, anche la tua squadra? Sì, abbiamo avuto dei bambini che hanno provato, quindi a noi fa piacere questo, insomma, che possano vedere più realtà, ecco. Grazie, grazie e buon divertimento. Grazie Mirella, grazie a tutti voi. Grazie. Ciao. Allora, Raffaele Garisi, una voce importante è la voce dello sport. Sport vuol dire regole, disciplina, vuol dire trovare anche una famiglia che ti supporta anche in momenti difficili. Io ieri ho avuto il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera, assieme a un manager sportivo, i quali hanno detto che bisogna fare sport nel centro storico, nelle piazze, bisogna creare specialmente in Piazza Borsa una situazione continuativa, non così sporadica, per raccogliere e cercare di dare il messaggio a quei ragazzi che fanno i bulli e le baby gang. Io mi sono permessa di ricordare che i centri storici sarebbero nati per passeggiare, fare shopping e stare in tranquillità, non per fare partite di tennis o di rugby, visto che abbiamo delle strutture vicino al centro storico, l'ippodromo di Treviso è una. Non tutti hanno la fortuna di questo, invece si va a parare sempre in centro città, mettendo a repentaglio poi il lavoro dei commercianti, i parcheggi che non ne abbiamo, perché non si vuole andare oltre, solo centro storico. Ma poi ho anche aggiunto che tu hai detto e altri che siete gli addetti ai lavori, quelli che siete andati in questa piazza Borsa, questa piazza famigerata con via Fiumicelli, che è la Camera di Commercio di Treviso, la piazza davanti, dove tu hai cercato anche di parlare a questi ragazzi per intrigarli un po' con queste discipline. Non se ne può fregare di meno, questi non ascolto, sono altri percorsi che dobbiamo fare, l'hai detto tu questo. Ecco, cosa vuoi aggiungere vedendo anche questo servizio che abbiamo visto, cosa ti è sembrato di questa giornata? Prego Raffaele. Ma guarda Mirella, questa è creare un'alternativa a quella che sono le manifestazioni che vengono fatte in città. Abbiamo bisogno di arrivare ai ragazzi, alle persone, non solo nell'ambito cittadino, ma abbiamo bisogno di espanderci anche nei paesi e in tutte quelle situazioni in cui possiamo attirare i ragazzi. In qualche modo l'idea migliore sarebbe che loro venissero da noi, ma se loro non vengono siamo noi che dobbiamo avvicinarci ed questa è una cosa importantissima.
rispetto allo sport senza barriere è un'attività sportiva che è stata, mi pare che sia il terzo anno, la terza edizione, sì. La terza edizione, ed vedo che ci sono intanto sempre più persone che partecipano e diamo la possibilità alle persone che hanno delle difficoltà fisiche o vediamo non. Anche le immagini, vediamo la regia se manda anche le immagini, così anche l'onorevole Cappelletti, Michela conosce, ma l'onorevole Cappelletti riesce a capire cosa abbiamo fatto e perché l'abbiamo fatto. Prego Raffaele. Sì, diamo questa possibilità a questi ragazzi, alle persone con disabilità di poter avvicinarsi a un'attività sportiva che gli dia la possibilità di fare qualcosa un qualche sport e che quindi possa dare la possibilità a queste persone di avvicinarsi allo sport che normalmente per esempio non viene data, ecco. E soprattutto era tutto gratuito, no? Dobbiamo anche specificarlo. Sono tutte associazioni assolutamente tutto gratuito, quindi per esempio la nostra associazione, che è una ASD, lavora con persone con disabilità e diamo la possibilità di poter uscire da quello che è la famiglia o il mondo scolastico, in cui magari sono anche lasciati da parte, ecco. E quindi credo che lo sport dia questa possibilità a integrarsi in quello che è la società, un'attività sportiva. Ieri ho avuto ospite Vittorio Caselatto, maestro di judo sesto dan, che ha detto una cosa importantissima che è successa domenica: non si vedevano le fragilità e le diversità, eravamo tutti uguali, ed è stata una cosa bellissima perché non si notava la diversità. Livio da Padova, vai Livio! Ciao Minella, ciao. Saluto i tuoi ospiti. Ma chiedo al rappresentante del Movimento 5 Stelle, non dovevate aprire il Parlamento come una scatola di sardine? Cosa ne è stato di quella promessa lì, eccetera? Ecco, volevo solo sapere questo, grazie. Grazie Livio, scusa se ti ho fatto attendere, ma dovevamo finire questi discorsi importanti, anche perché non è semplice avere gli onorevoli, sempre molto impegnati gli onorevoli senatori. Prego onorevole. Sì, non è che non abbiamo fatto nulla, andate al governo non da soli, perché per governare bisogna avere il 51%, noi abbiamo preso il 33% circa. E abbiamo fatto decreto dignità per togliere dalla precarietà milioni di persone e creare le premesse per avere un contratto a tempo indeterminato. Abbiamo fatto la spazzacorrotti, ricordate Formigoni? Per qualche tempo si sono aperte le porte delle patrie galere, è stata a seguito appunto di una legge che ha ricevuto le lodi addirittura di tutta l'Europa, che ovviamente adesso viene smantellata pezzo a pezzo da chi ha più interesse a liberarsi dai problemi dei processi piuttosto che da evitare di cadere poi in quelli illeciti da cui poi i processi vengono fatti. Abbiamo fatto il reddito di cittadinanza che ha avuto tantissime critiche, ma in buona parte è ancora in piedi. Gli hanno cambiato il nome, ma più della metà di chi ce l'aveva in precedenza continua a percepirlo, e che partiva da un presupposto, ossia non abbandoniamo i cittadini nel momento della loro massima difficoltà, ossia quando perdono il lavoro. Quando perdono il lavoro, lo Stato, che fino al giorno prima pagavi tu con le tue tasse, non è un nemico ma è qualcuno che ti dà un'assistenza per un periodo limitato, fin tanto che vieni reinserito nel mondo del lavoro e si dava anche un aiuto per poter reinserirsi nel mercato del lavoro. Esiste in tutti i paesi d'Europa, meno che in Italia. Abbiamo fatto interventi poi da un punto di vista del problema della sostenibilità. Oggi piangiamo
prendiamo atto del fatto che ci sono ormai eventi, disastri da un punto di vista appunto ambientale pressoché quotidiani. Noi questa cosa qui la denunciamo da tantissimi anni, si chiama riscaldamento globale, è un problema che deriva soprattutto dall'utilizzo delle fonti fossili, ossia dal gas, dal petrolio, dal carbone, perché devono essere sostituiti gradualmente con fonti rinnovabili. Peraltro questo significa anche pagare meno le bollette, perché l'energia che proviene da fonti rinnovabili è quella che costa di meno di tutte. Abbiamo posto in essere un provvedimento così importante che ha diminuito la bilancia dei pagamenti, ossia secondo il report Enea di quest'anno addirittura di 4 miliardi, cioè importiamo meno gas per 4 miliardi all'anno grazie agli interventi di efficientamento energetico che è stato fatto negli edifici del nostro paese. Avremmo fatto molto di più. Cosa è successo? È successo che c'è stata una pandemia che nessuno poteva prevedere, non era mai successo nel nostro paese, è stata gestita nel migliore dei modi, come si può gestire una situazione così drammatica che nessuno fino allora si era trovato ad affrontare, tra l'altro in una situazione anche in cui la sanità era stata vittima di tagli che continuavano da decenni, dove c'era bisogno di risorse, si andava a tagliare la sanità, arrivando a ridurre l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL in maniera veramente drammatica rispetto agli altri paesi occidentali. L'abbiamo riportato, quando siamo stati al governo, la spesa per il servizio sanitario l'abbiamo riportato a livello degli altri paesi occidentali europei. Poi le cose sono andate come sappiamo, da una parte è stato Salvini che sulla base appunto dei sondaggi aveva tutto l'interesse di chiudere quell'esperienza per avviarne un'altra con dei numeri molto più importanti di parlamentari e dall'altra poi c'è stato il governo di centrosinistra che è terminato col tradimento di Renzi in un momento ancora in piena pandemia in cui era necessario al contrario perché siete così ostili all'entrata di Renzi nel PD, onorevole Cappelletti? Perché chi prende denaro da uno Stato straniero come l'Arabia Saudita, nel momento in cui in Parlamento deve decidere, ad esempio, se abbandonare il petrolio e il gas per sostenere le fonti sostenibili e decide di continuare con il petrolio, lo fa per tutelare gli interessi degli italiani o per tutelare gli interessi di chi lo sta pagando in quel momento? Raffaella da Paese, vai Raffaella! Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Io telefono per due cose. Prima per dirvi grazie a te Mirella, a tutto lo staff di Veneti schiacciati dalla crisi, delle grandi famiglie che supportano e ascoltano Sveglia Veneti e dall'associazione Capoeira un grazie perché Lisa ha una disabilità, ha una disprassia, ha una difficoltà motoria e un grande impatto, lei è muta nel parlare. Bene. All'evento che c'è stato Sport Senza Barriere, per la prima volta mia figlia ha potuto provare e ha avuto la volontà e il coraggio che, non lo so, Mirella fa le magie perché fa diventare l'impossibile il possibile, Capoeira. Io volevo ringraziare il gruppo di Capoeira, come tutte le associazioni sportive, però ci tenevo, vedendo l'associazione, di ringraziarlo perché la gioia di quel giorno ha dato una carica a Lisa di una settimana e non so quanto, l'orgoglio di avercela fatta. Alla figura politica, non in riferimento direttamente a lui, volevo dare l'informazione che negli uffici del territorio, qualsiasi esso sia, partendo da quello più piccolo, non hanno la formazione e la competenza e quindi anche se a volte ci potrebbero essere le possibilità, non avendo la formazione e la competenza, non facendo partecipare ai tavoli le tante voci diverse, non arriveremo mai ad avere la conoscenza e quindi la risposta al cittadino. Grazie Capoeira, grazie alle associazioni sportive, grazie a Mirella e a tutta la tua rete. Buona continuazione. Grazie
Raffaella, il problema è che queste fragilità hanno bisogno dei punti di riferimento. Io per Lisa sono un punto di riferimento. Lisa non voleva salire a cavallo perché aveva paura, domenica ha provato anche questo e io l'ho seguita, la tenevo per mano. Lisa non voleva provare il capoeira, io l'ho accompagnata e ha provato il capoeira. Non è Mirella, è che queste creature hanno bisogno di punti di riferimento stabili. Loro capiscono se questa persona li sta aiutando o meno, indipendentemente che parlano, che sentono, che non vedono. Loro sentono che hanno vicino e questo non avviene neppure nella scuola. Mancano gli insegnanti di sostegno, ogni anno si parte e manca sempre tutto, ma in questi mesi cosa viene fatto? Si sa benissimo i problemi che ci sono. Vede onorevole, noi dobbiamo dire alle segreterie che siamo stanchi di far nominare gli amici degli amici. Noi abbiamo bisogno di persone competenti, di persone serie, specialmente nel sociale. Noi abbiamo bisogno di persone capaci, che riescano a capire i problemi di Michela, i problemi di Raffaella, i problemi di Oscar Ferronato, che continuano a battagliare per avere quello che gli aspetta di diritto. Ho dovuto affiancare un avvocato per avere un po' di diritto, un avvocato. L'avvocato Pavanetto di San Donato di Piave che sta cercando di supportare perché da soli sono umiliati, onorevole, questo avviene negli uffici, ma chi credi di essere? Ma pensi di avere solo tu la figlia che ha questi problemi? No, tua figlia è disabile, deve andare con i disabili. Questa mamma che ha sentito appena adesso ha adottato 3 bambini dalla Russia, 3 fratellini, li ha portati a casa tutti e 3. Per non dividerli e deve fare ancora le battaglie per avere giustizia. Ma come? Porto via mia figlia da un orfanatrofio per metterla su un pseudo? Non ci sto, perché mia figlia, se ha i supporti, può vivere la quotidianità che abbiamo fatto vivere domenica all'ippodromo. Siamo noi i disabili, che io odio questa parola, però noi la dico, che non riusciamo a vedere con gli occhi giusti le persone e dare loro il supporto che meritano. Michela, cosa vuoi dire? Vai! Allora, io sono assolutamente, mi trovo perfettamente d'accordo con Raffaella, ci sentiamo e viaggiamo sulla stessa linea d'onda. Si parla di inclusione come mangiare caramelle, sembra tutti sull'inclusione, sulle disabilità, aiutiamo le famiglie, i caregiver, invece in realtà ben poco, cioè arrivano solo briciole e anzi più che briciole arrivano l'idea della briciola. Allora io vorrei soffermarmi e dire che quando si parla di minori, di ragazzi con delle problematiche, i miei figli è successo di vedere talvolta degli episodi veramente sgradevoli rispetto al loro papà, perché il papà che perde purtroppo pezzi di se stesso, che non ricorda come si fanno le cose, e sentire a volte personale sanitario che dice perde dignità, ma mio marito non sta perdendo la dignità, sono sintomi della malattia. E quando i figli vedono determinate cose, magari piangono, e tu fai vedere a qualcuno che sopra di te questi pianti di sti ragazzi che vedono il papà che si perde e dicono no, ma i bambini è normale che vedano queste cose, devono un attimino sapere cosa succederà al loro papà. Allora io dico, ma questa non è inclusione. Se l'inclusione non parte dalle poltrone alte, come dice sempre Raffaella, che ci rimbalzano da un ufficio all'altro, non ci sarà mai né inclusione, né supporto, né accompagnamento anche nella malattia e di ricevere quello che è dovuto. Perché io non ho colore politico, non me ne frega niente, diciamolo, perché destra, sinistra, al centro, in diagonale, la minestra non cambia mai per nessuno. E vorrei concludere ringraziando il signor Raffaele per quello che ci ha fatto vedere e ricordando che mio marito Paolo era stato messo in una squadra di basket delle persone normodotate con le persone disabili e lui era molto felice di quello che faceva, perché dobbiamo smetterla di stigmatizzare le malattie e veramente dire siamo tutti uguali, possiamo farcela, ma non partire guardando dall'alto in basso. L'inclusione non è una caramella che si mangia, l'inclusione deve essere
in tutti i settori. Grazie. Grazie Michela, soprattutto bisogna andare avanti, bisogna farsi ascoltare, come detto dalla locandina, ma sai, ce la faremo sai un po' alla volta. Guarda che il mondo cambia, c'è un ricambio continuo, ecco, speriamo che vadano a casa anche in parecchi quelli sbagliati, che rimangano quelli bravi, perché abbiamo bisogno, come ho detto prima, di persone competenti, che capiscono cosa vuol dire avere un paese competente e non averlo, perché poi si ripercuote su tutta la comunità la non competenza. Abbiamo Giulia da Venezia. Giulia? Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti e anche tutti i tuoi ospiti che hai là. Soprattutto una grande solidarietà per la signora Michela che ha... Mi hai sentito fino adesso, sì. Mirella? Benissimo Giulia, benissimo. Sì, che ha il marito così da capire, perché se avessero fatto che la signora stesse a casa dal lavoro lo avrebbe accudito lei, il marito, ma se deve lavorare, poveretta. E dopo, Mirella, volevo dire a riguardo della telefonata della signora Stefania, che col tuo permesso la saluto, e che condivido tutto quello che ha detto Mirella, perché la Presidente che abbiamo adesso là al governo non ne ha mantenuta una di tutte quelle menzogne che ha raccontato in campagna elettorale. Avrebbe tirato via le accise, avrebbe chiuso i porti, avrebbe fatto di tutto e di più. Non ne ha mantenuta una, Mirella. Bene. E là adesso vede anche i fantasmi, perché vede anche quello che non c'è, perché non sa gestire niente, Mirella. Guarda che ministri che ha là. E dopo, a quanto che riguarda, Mirella, cos'è il senatore? Sì, vai. Il senatore Cappelletti o... Vai. Sì, volevo dire che si interessi per questo gioco del lotto, perché è la distruzione delle famiglie. Sì, onorevole Cappelletti, lei che è una bravissima persona, l'ho votata l'altra volta per le nostre politiche qua del Veneto. Si interessi per quel gioco, perché è la rovina delle famiglie. E per quanto riguarda che quelli che dicono che non avete fatto niente al governo, c'è stato il traditore di Renzi. E a quanto riguarda l'Emilia Romagna, la Presidente che è là che vuole fare tutto ha messo il commissario Figliolo, perché doveva tirare indietro la burocrazia, perché in Emilia Romagna non hanno mandato niente. Allora vi ringrazio Mirella per il tempo che mi dai, che possiamo dire quello che pensiamo, e grazie Giulia. E grazie Giulia, come sente onorevole Cappelletti, sono persone che hanno diritto di parlare, che vogliono anche loro esprimere il loro pensiero, ci mettono anche la faccia delle volte, ma quello che è veramente importante è l'ascolto che va dato a queste persone. Allora io sono in chiusura, manderei anche le foto che ha mandato Michela, queste foto bellissime, e spero che l'onorevole Cappelletti cerchi di capire, anzi le darò i contatti se in qualche maniera possiamo aiutare Michela, questi due ragazzini che stanno crescendo, perché basta pacche sulle spalle, basta medaglie. Michela ha bisogno di un aiuto importante, questi bambini che stanno crescendo, ragazzi, hanno bisogno di un supporto, perciò onorevole Cappelletti la prego di seguire anche questo caso, perché è un caso che sta molto a cuore a tutti noi, che va assolutamente supportato. Ecco, vedete le immagini, sono delle immagini bellissime, veramente struggenti, che fanno capire l'amore di questa mamma per la sua famiglia, una mamma che deve combattere da sola. Ecco, questo è il papà
che io ho conosciuto, una persona straordinaria. Purtroppo quando il destino ci si mette di mezzo non ce n'è per nessuno. Come ci saluta, onorevole Cappelletti? No, se ho proprio un minuto, sì. Perché prima si parlava dei litigi, se continuate a litigare tra di voi poi non producete nulla. Ma attenzione, la realtà è diversa, c'è una realtà che viene spacciata per verità. Se c'è un dibattito, e c'è un dibattito acceso, significa che c'è democrazia. È normale avere delle visioni diverse. Se avessimo tutti quanti esattamente la stessa idea anche del nostro futuro, del futuro del nostro paese, di un programma, di una piattaforma politica, saremmo... quello sarebbe il problema, la stiamo pensando tutti alla stessa maniera, se quella è sbagliata siamo rovinati. No, noi abbiamo attivato un processo che è straordinario, non è mai successo probabilmente a livello mondiale. Ossia, ci siamo detti, bene, qualcosa abbiamo sbagliato perché le elezioni europee non sono andate come avremmo voluto, noi abbiamo perso 2 milioni di voti e chiaramente dobbiamo fare un esame, un'autocritica molto molto importante. Attenzione, ci sono dei partiti come la Lega Nord che hanno perso 7 milioni di voti elezioni europee di 5 anni precedenti con 5 anni successivi e non hanno messo in atto nessun tipo di cambiamento. Ma comunque noi siamo diversi e abbiamo detto attiviamo i nostri iscritti, attiviamo la comunità del Movimento 5 Stelle, sono 180.000 iscritti, chiediamo a loro quali dovrebbero essere le priorità della politica anche sulla base di queste esperienze, delle esperienze dei cittadini tutti i giorni. Ci sono arrivati 22.000 contributi che adesso dovevano essere analizzati, valutati, discussi da un gruppo di 300 dei nostri attivisti, sono stati selezionati proprio sulla base della rappresentatività, cioè di sesso, di età. Veloce, onorevole. E vedremo nei prossimi mesi quello che sarà il risultato, ma sarà un risultato straordinario di coinvolgimento dal basso, proprio democratico, come dovrebbero essere all'interno di tutti i partiti. Raffaele Garisi, come ci saluti? Beh, ringrazio e siamo concretamente disposti a lavorare attraverso lo sport per includere le persone. Grazie a Raffaele Garisi, grazie a Michela Moruto, un abbraccio a tutti voi. Michela, mi farò sentire, grazie anche questa mattina ancora una volta di essere presente, di trattare temi importanti come i temi della salute che purtroppo manca e qua qualcuno ci deve supportare, questa sanità privata che non riusciamo più a capire dove andrà a parare. Avete sentito, qualcuno nega che ci sono questi numeri supportati dal pubblico al privato, invece la realtà è quella che vediamo. Grazie veramente a tutti i miei ospiti. Pubblicità. Siamo con Gabriella Mauro, presidente San Vincenzo De Paoli di San Donà di Piave, anche lei presente come associazione Abbracciano le associazioni. Che giornata è stata, Gabriella, per te? Tante famiglie, tante persone, tante associazioni, ma soprattutto inclusività. Devo dire una giornata che mi ha sorpreso particolarmente in positivo, perché davvero vedere in questi contesti tanti bambini, tante famiglie partecipi a tutte le attività che vengono proposte, soprattutto queste dello sport, credo che sia veramente un qualcosa da ripetere e soprattutto da divulgare, perché divulgare queste iniziative fanno bene a tutti, allo sport, alle famiglie e ai bambini, perché i ragazzi hanno bisogno di stare insieme, di abbandonare quello che si dice gli strumenti informatici, almeno in alcuni momenti di svago. Grazie veramente Gabriella di essere qui con noi e speriamo anche la 4ª edizione di Sport Senza Barriere di essere ancora più numerosi. Visto che siamo in tanti faremo ancora più numeri. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Gabriella Mauro è qui con noi questa mattina anche per far capire l'importanza di esserci come associazioni, di incontrarsi, presidente dell'associazione dell'Emporio Solidale di San Donà di Piave e San Vincenzo De Paoli, ma soprattutto capire l'importanza di essere assieme, di scambiarci le opinioni, le critiche, cosa si può fare per aiutare questa comunità che è in forte difficoltà. Saluto anche Sergei Fulin, burattinaio, ho detto cosa ci farà vedere la Mirella con Sergei, poi vedremo anche questo meraviglioso ragazzo e poi dicono che i ragazzi non hanno creatività. Ringrazio sempre Tommaso Razzolini che mi fa conoscere questo futuro, perché sono il nostro futuro questi giovani, perciò grazie. Ringrazio anche Salvatore Giuffrida, giornalista, ecco vediamo anche la locandina dove ci sarà questo convegno importantissimo venerdì 26
6 settembre a Palazzo Rinaldi, grazie al nostro Andrea Dan, che il Comune di Treviso ha deciso di fare per far capire l'importanza della sicurezza, perciò Giuffrida ci spiegherà un po' l'importanza di questo convegno che verrà fatto appunto venerdì pomeriggio alle 16 a Palazzo Rinaldi. Però inizierei proprio, grazie Giuffrida, da Gabriella Mauro. Grazie allora, cosa vuoi dire? Abbiamo sentito la tua intervista, prego. L'evento di appunto domenica che è stato fatto all'ippodromo io l'ho trovato particolarmente utile, perché vedere, come avevo detto sull'intervista, tanti giovani, tante famiglie così attivi, ma la cosa che mi ha colpito di più, oltre che l'attività, è stata la risata, i convenevoli, questi genitori che abbracciavano questi bambini, che li incentivavano a fare le attività perché loro un po' timorosi. È questo che abbiamo bisogno, della famiglia unita che condivide, famiglie che si sono scambiate, diciamo così, pareri, posizioni. Bellissima, devo dire, bellissima da ripetere. Allora, un'altra cosa importante, e qui passo al futuro, a Sergei. Ecco, Sergei, si parla molto di giovani che non hanno voglia di far niente, giovani che non hanno creatività nel divano. Io li difendo sempre perché non è assolutamente vero, perché di esempi positivi ce ne sono e tanti, tu sei un esempio come altri giovani. Ecco, cosa vuoi dire? Tutto, vediamo anche quello che sta facendo questo ragazzo, questa creatività, vediamo il servizio, le immagini. Prego Sergei. Allora, intanto vi ringrazio di avermi contattato, ringrazio anche Tommaso Razzolini. Che dire, io è un hobby il mio, perché non è una professione, però è un hobby che appunto ho iniziato fin da piccolo, fino a intorno ai 6 anni ho iniziato. Scusatemi, ma un po' l'emozione. No, tranquillo Sergei. E quindi questo hobby appunto è cresciuto man mano fino a diventare una cosa... Un lavoro? Sì, un lavoro ma che mi sta portando appunto, se sono qui oggi vuol dire che qualcosa di buono ho seminato. Cosa c'è vicino a te? Sì, dai, così dai, vai. Vediamo. Vado nel mio mood. Dai, che adesso facciamo anche un bel sorriso, guardate. Questo è il presentatore, è uno dei primi burattini che ho costruito, appunto. Guardate. E niente, sono fatti tutti in cartapesta, io utilizzo materiali di riciclo. L'attenzione anche all'ambiente, no? Materiali di riciclo. Sì, anche il teatrino è fatto tutto in legno, cartapesta, è molto bello da vedere e anche appunto ecologico, se si può dire. Certo, ecologico. Vedete, e quello che voglio dire questa mattina anche con Sergei, con Gabriella, è che noi domenica, e non solo la domenica, ma anche al mare, vediamo questi genitori che diventano bambini. Spronano i bambini a giocare perché vorrebbero essere loro a fare questi giochi, a provare questi sport. E lo vediamo anche al mare, vedi il papà che fa il castello, il bambino non c'è, è tutto da un'altra parte, lui continua e vedi questo bambino che si diverte. Ed è una cosa molto bella. Il problema è di mettere assieme invece bambino e genitore. E là è il gran gioco. Tu hai detto avevo 6 anni, che ce l'avevi nel DNA, c'è niente da fare. Sì, io ho avuto un chirurgo che lui ha detto io a 6 anni sapevo che sarei diventato un chirurgo. Perciò capite questi bambini quanta attenzione dobbiamo dare, forse hanno le idee più chiare di quello che pensiamo noi e delle nostre. Ecco, questa creatività è stata supportata dalla famiglia. Certo. Guarda, anche i vestiti li ha fatti mia mamma, i miei genitori li posso solo che ringraziare, perché mi hanno sostenuto in tutto per tutto. Devo ringraziare anche il mio attuale regista Simone Carnielli, che senza di lui, ecco, non avrei messo in piedi diversi spettacoli e abbiamo anche in progetto altri spettacoli.
Io devo un po' a tutti, perché io ho iniziato a girare a vedere i spettacoli da bambino, appunto, perché i miei genitori me l'hanno permesso, e quindi sì. Sei stato anche fortunato, diciamo, sì, è vero, poi bisogna sì. essere fortunati ad avere anche dei genitori, soprattutto stabili, Sì. e poi la famiglia. Abbiamo Francesco da Padova, vai Francesco. No, Mirella, scusami, io volevo che tu magari toccassi qualche altro argomento. Dimmi. Di burattinaai è bello, perché riguarda i bambini, diciamo, no? Dimmi. Riguardo i bambini adesso questo qua, ma io volevo che tu un giorno o l'altro toccassi qualche altro argomento, per esempio quello degli animali, i famosi orsi, lupi che depredano e che sventrano un sacco di bestie, e tu non mi sembra che lei mai Mi sa che ti sei perso puntate recenti che ho parlato di questo con esperti, mi sa che ti sei perso più di qualche sveglia Veneti. Se torni indietro e vai nel smartphone vedrai orsi, uccelli, lupi, proprio anche l'altra settimana o anche questa addirittura. Grazie, perché non posso andare avanti con cose che ho già detto, fatto, ne riparleremo se vuoi, ma non questa mattina, perché ho fatto recentemente una puntata sui lupi, anzi l'altro giorno proprio. Detto questo andiamo da Giuffrida. Ciao Giuffrida, grazie di essere qui, veramente questo convegno è importantissimo, grazie al nostro Dan, veramente questo uomo che sta cercando dopo la morte della figlia di portare il tema della sicurezza stradale. Questo airbag che lui sostiene, ecco, sta portando anche a livello europeo l'obbligatorietà dell'airbag sulle motociclette, è molto importante, e il comune di Treviso, grazie proprio alla mia trasmissione, c'era l'assessore Andrea De Checchi con ospite Andrea Dan, e si sono messi d'accordo perché hanno ritenuto molto importante iniziare proprio a fare qualcosa per parlare di sicurezza stradale. Prego Giuffrida, Salvatore Giuffrida, grazie di essere qui, a lei la parola. Grazie a voi dell'invito, grazie Mirella, e soprattutto un grazie ad Andrea. Io sono di Roma, vivo a Roma, e ho conosciuto Andrea in una occasione drammatica, tragica, perché l'ho conosciuto durante un incidente, durante le indagini successive a un tragico incidente a Casalpalocco che ahimè ha visto coinvolto, perché purtroppo ha perso la vita, un bambino di 5 anni, in seguito a una dinamica che è veramente ancora difficile da raccontare, perché il bambino era uscito dall'asilo, era stato preso dalla madre, stavano andando a prendere un gelato, la madre, mentre svoltava a sinistra, è stata investita da un SUV guidato da un ragazzo 24enne, a bordo c'erano anche altri 3 ragazzi, ed erano degli youtuber, stavano facendo una challenge, come si dice, ovvero sia una gara su YouTube che prevedeva una maratona dentro la macchina di 50 ore, riprendendosi e facendo vedere sui social tutto ciò che facevano durante queste 50 ore. Naturalmente tutto ciò condito da tutto ciò che si potrebbe fare, ovvero cose anche banali, andare a mangiare a McDonald's, oppure guidare a velocità elevatissima sulla via Cristoforo Colombo, che per chi non conosce Roma è una via ad alta, ad alta, dove si corre, purtroppo, ahimè, è una via ad alta percorrenza, sia in termini di frequenza sia in termini di velocità, purtroppo. Quindi un incidente tragico. Io ho conosciuto Andrea, sono subito rimasto colpito dal suo pathos, dall'intensità con cui lui è rimasto lì per giorni e giorni, anche a pregare di fronte al luogo dell'incidente, e da lì ho voluto anche conoscere, ahimè, la sua storia tragica, perché purtroppo non è l'unica. Il problema della sicurezza stradale, io ripeto, vivendo a Roma,
e per il lavoro che faccio purtroppo ne sono Spieghiamo anche il testimone. lavoro, Salvatore Giuffrida, che fai? Sono un giornalista, scrivo su Repubblica e mi occupo di cronaca locale, a volte anche di cronaca nazionale, esteri, ma soprattutto cronaca locale, tra cui anche cronaca nera, quindi ho purtroppo a che fare con incidenti stradali quasi tutti i giorni. Allora Giuffrida, una domanda che volevo fare è questa. Prima si parlava con l'avvocato Capraro all'inizio della trasmissione di autovelox che non erano omologati, adesso hanno denunciato i sindaci perché i sindaci continuano imperterriti, molti per la loro strada, continuando a lasciare gli autovelox, ma io mi sono permessa di dire, Giuffrida, che forse più di colpire i sindaci bisognerebbe colpire chi ha dato l'autorizzazione a mettere gli autovelox che non erano omologati, perché è facile in Italia colpire sempre l'ultimo della catena. Cioè questi sindaci si sono ritrovati con queste attrezzature, addirittura il nostro sindaco di Treviso Mario Conte aveva il contratto della ditta dove diceva questa ditta che erano omologati, cosa non vera. Sembra che sia troppo comodo sparare sui sindaci dicendo ecco non è giusto, fanno solo cassa, ecco cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero, Giuffrida? Assolutamente sono d'accordissimo con questa tesi secondo cui è sempre comodo sparare sui sindaci, perché a me sembra a volte che sia anche un po' uno scaricabarile, uno scarico di responsabilità da parte del livello nazionale, mi riferisco a governi e regioni, ma soprattutto anche il governo di qualsiasi colore politico. Però il problema è che i sindaci, al di là di questioni meramente burocratiche come potrebbe essere l'omologazione dell'autovelox, è una cosa di cui si può trovare su cui si può trovare benissimo una soluzione. Il problema secondo me è un altro: bisognerebbe dotare i sindaci di risorse e strumenti non solo finanziari ma anche legislativi per operare sulla educazione stradale, al di là della questione degli autovelox. Bene, gli autovelox non sono sufficienti purtroppo a garantire il rispetto del codice della strada. Bisogna operare soprattutto sulla educazione stradale. Io a Roma, ma non solo a Roma, anche in tutta Italia, vedo troppe persone che mandano messaggi sul cellulare mentre guidano, parlano al telefono anche senza auricolari mentre guidano, scrivono e vedono addirittura film sui cellulari mentre guidano e sono distratti. La strada è diventata una giungla, è diventata lo sfogatoio, mi perdoni il termine, della rabbia sociale di un paese che è arrivato veramente al limite. Però è anche vero, Giuffrida, che non può essere che uno esce alla mattina di casa e si crea le proprie regole, perché poi sfortunatamente quello che incappa su questo deficiente che va via anche nei centri storici dove c'è il 50 all'ora a 120 all'ora perché è in ritardo al lavoro, perché si dimentica qualcosa, la segnaletica non esiste, guardiamo poi le rotonde dove trovi 100 cartelli, non sai mai quale sia quello giusto, ognuno fa quello che vuole. Capisce che siamo un paese senza regole, ma sono i primi, quelli che dovrebbero mettere. Ad esempio la segnaletica è fondamentale, tu non mi puoi mettere su una rotonda 100 cartelli, qui poi al nord, lei al sud, ma qui siamo profondo nord, Giuffrida, c'è la nebbia, tu arrivi in certe circostanze con una nebbia fittissima dove leggi i cartelli, non sono illuminati, grandi così se uno vede poco non vede niente, capisce? Ecco, noi abbiamo solo le rotonde che poi ne hanno fatto talmente tante non riusciamo più a capire quali funzionano e quali non funzionano. Prego Giuffrida. Mirella, il problema è che a Roma noi non abbiamo neanche le rotonde, cioè, voglio dire, lei ha perfettamente ragione, Mirella. Segnaletiche e autovelox certi, pochi ma buoni, fatti bene e segnalati bene, per carità, quelli sono indispensabili. E anche perché sono anche un elemento di deterrenza, diciamo. Ma il problema, soprattutto nelle grandi città, forse da voi, io vedo il nord-est, io sono cresciuto con il mito del nord-est produttivo e mia madre ha vissuto tanti anni nel nord-est, in Friuli. Voi siete un'isola, non dico felice per carità, però rispetto a Roma
c'è una situazione diversa, perché a Roma c'è, come dicevo prima e come diceva lei Mirella, c'è una giungla, perché nessuno rispetta il codice della strada. Non è solo una questione di autovelox o di segnaletica, qua la segnaletica non c'è, e se c'è è fatta in modo astruso, mi perdono il termine. Le porto un esempio. Hanno messo, l'amministrazione municipale hanno messo sul litorale di Roma una serie di cartelli sulle strade più martoriate dalle radici dei pini, ovvero sia l'80%, perché qui sul litorale romano c'è la pineta di Castelfusano. E per evitare che le macchine corrano hanno messo il limite di velocità a 30 km all'ora. Ora è un limite, secondo me, che non ha rispettato nessuno e serve soltanto come deterrenza, ma fasulla in modo assolutamente impossibile da rispettare, perché nessuno sulle strade che sono anche di alta percorrenza va a 30 km all'ora. Quindi deve essere una segnaletica certa, non confusionaria e fatta in modo che tutti la possano rispettare, perché sennò è controproducente. Sono perfettamente d'accordo. Allora passiamo invece adesso a Gabriella Mauro per cercare di capire anche cos'è la difficoltà di queste famiglie che arrivano sempre di più ai banchi solidali, agli empori solidali, per cercare di avere una borsa dignitosa. Queste derrate alimentari che dai banchi nazionali arrivano sempre meno, noi dobbiamo, l'ho detto anche prima Gabriella, comprare molto per far sì che questa borsa abbia tutti i requisiti necessari per mangiare in maniera decente. Ecco, come mai così tante persone? Che idea ti sei fatta? La povertà aumenta e noi ci perdiamo su frivolezze che non, ecco, autovelox omologati o no, per carità tutto serve, sport a pagamento, tutto caro, scuola, adesso inizi delle scuole terribili per le famiglie che non hanno disponibilità economica, giovani che non trovano un percorso, un lavoro facile. Prego Gabriella. Io ho fatto una valutazione proprio all'interno del nostro emporio nel Basso Piave e che, come abbiamo detto, sono anche zone abbastanza buone proprio perché abbiamo il litorale che durante il periodo estivo offre dei posti di lavoro. Però una cosa è certa, Mirella, che le famiglie ormai non ce la fanno ad avere diciamo così, il quotidiano, perché gli affitti sono alti, le bollette stanno diventando sempre più difficili, chi ha bambini naturalmente una buona educazione, una buona alimentazione deve darla. Le persone anziane con il problema delle pensioni basse ormai non riescono neanche più a curarsi, che è una cosa gravissima, figurarsi ad avere, diciamo così, una buona alimentazione, per cui è indispensabile che si avvicinino all'Emporio Solidale, dove c'è la possibilità di trovare tutti gli alimenti grazie a questo progetto della Regione Veneto, ma c'è una forma di povertà che si sta avvicinando sempre più difficile, delle persone sole, per cui oggi abbiamo un vissuto di tanti uomini che si sono separati, che devono diciamo, continuare a dare il mantenimento dei figli, per cui una situazione difficile che purtroppo sta colpendo una fascia di popolazione sempre più numerosa. Cosa possono fare le istituzioni? Come ho sentito prima dire, siamo un po' anche noi, come posso dire, poco accorti, dovremmo essere più informati, sprecare meno, utilizzare di più quello che abbiamo, incentivare sempre di più il riciclo delle cose, evitare questi sprechi. Però ritengo che queste nostre strutture devono essere sostenute e soprattutto anche il Banco Alimentare deve preoccuparsi di darci del cibo che sia più proteico, in modo da poter mantenere la salute della gente, perché siamo veramente un po' allo stremo, lo dico anche con una certa umiltà, perché abbiamo il territorio che ci sta aiutando, abbiamo degli imprenditori che ci stanno aiutando, però non è sufficiente. Allora guardate anche questo servizio che fa veramente riflettere, questo sequestro a Treviso di cibo sequestrato perché è scaduto, perché veramente in condizioni incredibili, e poi capite queste famiglie cosa mangiano per risparmiare perché hanno pochi soldi. Andiamo a vedere il sequestro.
112 kg di carne, pesce, frutta e verdura sequestrati in un negozio etnico del centro di Treviso. L'operazione del nucleo tutela dei consumatori della polizia locale ha infatti trovato nell'attività che si trova vicino alla stazione ferroviaria generi alimentari avariati, conservati in pessime condizioni e privi di tracciabilità. All'esito delle verifiche gli agenti hanno riscontrato infatti il mancato rispetto della normativa sull'igiene e la sicurezza alimentare e la violazione alle norme sull'obbligo dell'esposizione dei prezzi dei prodotti posti in vendita. Sanzionato con 5.000 euro di multa il titolare dell'esercizio rimasto chiuso per oltre 2 ore, tanto ci è voluto agli agenti per controllare tutta la merce non idonea alla vendita. Controlli quotidiani, quelli negli esercizi alimentari, che vengono eseguiti anche grazie alla segnalazione dei cittadini, spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Invitiamo quindi a continuare a segnalare qualsiasi situazione che necessiti approfondimenti e verifiche specifiche. Il negozio intanto è stato posto sotto sequestro. Allora Gabriella, tanta merce sotto sequestro, ecco, sono veramente negozi che dovrebbero essere controllati tutti, parlo in generale, sì. Ristoranti, perché i NAS fanno quello che possono, numeri mancano dappertutto, però tu sai bene quanto noi ci teniamo alla salute, infatti abbiamo detto comperiamo del cibo proprio per dare quello che è una borsa dignitosa. Ecco, come vuoi commentare questo servizio, Gabriella? Oserei dire che non ho parole come posso dire, anche per giudicare in maniera negativa questo, perché il cibo è prezioso, ma perché mal tenerlo? Ce l'hai, hai la fortuna di averlo, se proprio non lo puoi utilizzare, avvicinati a un banco di distribuzione, a una parrocchia, a chiunque, ma donalo piuttosto di buttarlo via in questo modo, perché la salute è importantissima, quello che noi ingeriamo è importantissimo, i nostri bambini, le persone anziane, nel momento in cui qualsiasi ristorante ha un eccesso di prodotto, ha un avanzo di prodotto, i supermercati, ma noi siamo qui, attendiamo tutto, per cui Mirella, anche tu come banco alimentare, penso che sei lì con le braccia aperte. Sì, ma il problema è che loro hanno già acquistato questa merce avariata, hai capito qual è? Tanto è vero che non c'è tracciabilità. Perché non c'è la tracciabilità? 1 più 1 fa 2, non c'è tracciabilità perché quando l'hanno acquistata, almeno io penso così, fosse già merce che doveva essere buttata, perché se non c'è la tracciabilità la dice lunga, Gabriella. Io direi che qui si chiama solo disonestà. Mi dispiace, sarò anche dura nel dirlo, però dobbiamo anche pensare che la vita non è fatta solo di denaro, non è fatta solo di profitto. Cerchiamo di essere corretti, perché alla fin fine pensiamo che se quel cibo andasse nella bocca dei nostri bambini, cioè piantiamola di voler a tutti i costi guadagnare. È una vergogna, non l'accetto, mi dispiace, forse perché noi viviamo una realtà dove le persone che vengono a prendere appunto la spesa da noi hanno solo degli atteggiamenti di ringraziamento, anzi quasi nascondono quello che è la loro, diciamo così, ferita dignitosa e cose di questo genere, e poi vediamo persone che buttano via il cibo o acquistano per guadagno. No signori, basta queste cose. Allora adesso invece andiamo a vedere con Sergei un videogame della Grande Guerra e poi vediamo cosa Mirella ti chiede. Allora andiamo a vedere questo servizio. Scusa, guardalo bene, no, va benissimo. Avete vinto, topi di trincea! Sono solo alcuni secondi di un videogame che sta facendo discutere per la violenza che racconta. È Isons Montello, un gioco sparatutto, cioè giocato in prima persona in luoghi riprodotti fedelmente in quelli che furono i teatri di guerra. E solo per chi ha compiuto 18 anni, anche se di fatto ci possono giocare anche i minori. Ed è la trasposizione puntuale dei nostri territori, accompagnata dalla fedeltà della violenza di singoli giocatori, che fa discutere storici, giornalisti e educatori. Cosa dire di questo videogioco? Le immagini sono molto belle, per quanto una guerra possa essere bella. Secondo me bisogna vederlo con un occhio meno critico, e cioè come un tentativo di far interessare attraverso il gioco su tematiche che erano state tutto sommato neglette. Opinione decisamente diversa per Carlo Fassetta, che oltre ad essere uno storico ha dedicato la vita all'insegnamento. No, non va bene questa cosa qua. C'è già violenza abbastanza nella società. È tempo che si cerchi di smontare la violenza, non di incrementarla facendo finta che sia una bella cosa.
uno al quale insegni a considerare quello che è dall'altra parte una persona da uccidere, riceve un pessimo messaggio e questo va assolutamente eliminato. Ma Fassetta si spinge oltre, chiedendo di cambiare il nome di una località del Montello. A me Santa Maria della Vittoria, quel della Vittoria, mi mette sempre a disagio. Abbiamo perso intere generazioni, ma non solo noi, anche gli austriaci, i tedeschi e via dicendo. Ragazzi, la guerra è una sconfitta. Santa Maria della sconfitta. Guerre che non sono mai un esempio positivo, anche solo per divulgare la storia per Marzio Favero, che da sindaco di Montebelluna volle fermamente il Museo Veneto della Grande Guerra. A me non spaventano giochi che possono desacralizzare la guerra, a me spaventano le retoriche che portano a sacralizzare la guerra. Questo giochetto che stiamo portando avanti a livello di opinione massimediatica nel momento in cui giustifichiamo la guerra in nome di feticci come la patria, la nazione, piuttosto che la libertà e la democrazia. Non c'è mai un buon motivo per fare guerra. Allora Sergei, un momento così difficile, si parla di baby gang, di ragazzi sopra le righe, tu hai portato una cosa bellissima che tu hai fatto da piccolo e che continui. Come giudichi questo servizio? Non mi è piaciuto per niente, anzi ribadisco, c'è già troppa guerra in giro. Non trovo un senso logico nel creare questi giochi. Io penso quando ero bambino giocavo con i piccoli Game Boy, ma erano giochi semplici, innocui. Adesso veramente... Fuori di testa. Sì, armi. Fuochi d'artificio, già non ne vediamo abbastanza. Allora Giuffrida, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura, questo convegno il 26 di settembre a Treviso, Piazza Rinaldi, per parlare di sicurezza stradale. Prego Giuffrida. Grazie Mirella. Un piccolo appunto, se mi permette, volevo dire che sono totalmente d'accordo con il sindaco di Montebelluno su quel gioco che secondo me è molto diseducativo. Inviterei tutti ad andare al fronte in Ucraina a vedere cos'è la guerra vera. Detto questo, invito tutti, e sì, io ci sono stato al fronte e ve lo posso dire, invito tutti a venire il 27 settembre a Treviso, perché è un incontro pubblico nel quale non solo Andrea Danna esporrà una sua idea relativa alla possibilità di installare gli airbag sulle motociclette, che mi rendo conto per un centauro diciamo, lo lascerebbe un po' stupito, diciamo così, però sicuramente è un'idea da prendere in considerazione. E poi si parlerà con tanti relatori, dal prefetto agli assessori, al sindaco naturalmente, di sicurezza stradale. È un momento importante per fare il punto su un'emergenza che, così come le altre emergenze come la guerra di cui parlavamo prima, anche la sicurezza stradale è un'emergenza per noi, per le nostre famiglie, ed è un'emergenza molto 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 importante, molto drammatica. A Roma sono già più di 80 i pedoni investiti e uccisi dalle macchine, e come ripetevo prima, il problema è che la strada è diventata una giungla dove non c'è più un'educazione stradale, un'educazione a rispettare il codice della strada e anche le regole del buon vivere alla fine, perché non si può guidare una macchina chattando sul cellulare e scambiandosi il messaggio su WhatsApp, è inaudito. Grazie a Salvatore Giuffrida. Gabriella Mauro, come ci saluti? Grazie a voi. Vi saluto sempre con un grande appello, quello di aiutarci l'un l'altro, di dare valore a quello che è l'educazione dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. E tutto quello che è gli strumenti informatici sono indispensabili per lo studio, per l'evoluzione, cose di questo genere, ma ritorniamo a giocare con i nostri figli, con i nostri bambini, per cui anche dentro gli empori troverete tanti giocattoli. Sergei, come ci saluti? Sergei è emozionatissimo, emozionare i ragazzi al giorno d'oggi è già una vittoria. Abbiamo emozionato Sergei. Salutaci Sergei, dai, con questo. Niente, io vi saluto dicendovi usate la vostra creatività e fantasia, perché riuscirete a ottenere
tutte le cose più belle che ci possono essere a questo mondo. Hai visto che bravo che sei stato, ho concluso bravissimo, in bellezza, Sergei. e qua mi salvo. E qua ti salvi, non Ciao ti salvi a mai tutti! detto. Ciao, ciao. E adesso noi andiamo a leggere questa testimonianza toccante con la posta di Mirella, quella che ha fatto la nostra veramente amica Micaela Coletti, una superstite del Vajont. Sentiamo questa testimonianza per capire e riflettere che forse la politica deve riflettere anche sulle grandi opere. Grazie, andiamo a sentire la testimonianza di Micaela Coletti. Dopo questo sabato intenso, tanti ospiti, tante situazioni, abbiamo visto anche durante la settimana veramente i problemi che hanno il Paese, li vediamo tutti i giorni, però sembra che qualcuno non voglia sentire. Allora io vorrei ricordare ancora una volta il caso Vajont, che fra poco si avvicinerà a questa data terribile. Forse far capire che qualcuno dovrebbe ascoltare, sono pagati apposta per fare il bene della comunità, di noi italiani, non per fare cose che a noi non servono, che al momento sono incredibili. Un grande abbraccio lo mando a tutta la popolazione dell'Emilia Romagna. Avete sentito come si passano il cerino? Sono stato io, sei stato tu, c'erano i soldi, non c'erano i soldi, noi non sappiamo mai niente di quello che viene fatto con i soldi, di quanti soldi sono arrivati, ma perché non ce lo dicono prima e poi fanno vedere quello che riescono a fare o quello che non riescono a fare perché questi soldi non sono arrivati. Noi sappiamo dopo e ognuno passa il cerino e noi rimaniamo nella confusione più totale, ma soprattutto nella disperazione di queste famiglie che hanno perso tutto. È una cosa incredibile, ignobile a mio avviso, che ancora una volta non si riesce a capire che veramente queste famiglie hanno bisogno di supporto e di aiuto. Si devono rimboccare le maniche e andare avanti. Ma vi sembra giusto e corretto? Allora leggiamo, eravamo rimasti a queste testimonianze di Micaela Coletti, Guido Toffolo e Oddone De Michelis, il caso Vajont, psicologia dell'emergenza, tanto per cambiare. Tutto ciò che sappiamo è dovuto al nostro lavoro di ricerca di questi ultimi 3 anni. Eppure per noi è importante che qualcuno ci racconti, che faccia luce in quel buco nero, che ricostruisca il legame tra prima e dopo la tragedia. Anche Beppe Zanfron, il fotografo della tragedia, ci ha detto solo che è stato lui a trovarci, ma né dove, né come, né quando, né chi c'era assieme a lui. Nemmeno adesso ci raccontano nulla. Ho chiesto tante volte ad Aldo Del Col, unico vigile del fuoco volontario sopravvissuto, di raccontarmi di quella notte, ma anche lui non parla perché dice che ho sofferto troppo, che è inutile ricordare. Eppure è un mio bisogno. Sono io che chiedo di sapere. Ho fatto una ricerca all'ospedale di Pieve di Cadore, almeno per poter ritrovare la mia cartella clinica, anche perché ho tutta una serie di problemi alla schiena, 6 vertebre lombari schiacciate, il collo diritto, oltre a vari problemi alle ossa. Sono convinta che tali menomazioni siano state causate dal Vajont, che dovrei avere diritto ad un risarcimento, ma non sono riuscita a trovare nulla. Le cartelle cliniche sono sparite. A quel tempo l'ospedale era una casa di cura privata. Solo più tardi diventò ospedale pubblico. Mi hanno detto che le cartelle cliniche vengono conservate per soli 15 anni, che poi andarono distrutte. Chi dice bruciate, chi dice al macero, sparite nel nulla. Non posso dimostrare che la mia situazione fisica di oggi, per non parlare di quella psicologica, è legata al Vajont. Quella notte persi il papà, la mamma, la nonna e una sorella. Gli unici a salvarsi furono io, mio fratello minore e mia sorella maggiore. Dopo il ricovero all'ospedale fummo portati mio fratello ed io da una zia che non conoscevo a Belluno. Mia sorella maggiore invece rimase ricoverata ancora a Cortina, al Codovilla, per molto tempo. Fino a Natale i medici ritenevano di doverle amputare un piede. Invece per fortuna tutto si risolse per il meglio. Mia sorella mi disse che fu ritrovata poco lontana da me, a poco più di 1 metro. Però lei aveva il busto fuori dal fango. Probabilmente proprio per questo fu in grado di urlare e richiamare i soccorsi. Mi disse anche che, detto a
appunto dalla mia mamma, che vide la mia mano muoversi informando quindi i soccorritori. Chissà cosa avrà pensato, vedeva la mamma dappertutto. Mi disse anche che vicino a me c'era mio fratello e si salvò pure lui. Ma oltre a questo non mi ha raccontato nulla, non ha mai voluto parlarmene. Mio fratello allora aveva 6 anni e dormiva in letto con me. Solo 6 mesi fa ha saputo che dormivamo assieme. Mio fratello non ricorda nulla della tragedia. A Belluno, da mia zia, i problemi non finirono. Anche là una tragedia stava per compiersi. Il marito di mia zia era alcolizzato. Ogni notte, alterato dall'alcol, rincorreva mia zia per la cucina, minacciando di ucciderla. Io in pigiama scappavo in strada e correvo a chiamare i carabinieri della caserma lì vicino in via Mazzaterra. Dopo un po' di tempo mio zio si suicidò, eppure stranamente vissi tutto quanto con una certa tranquillità. Il fatto è che dalla notte del Vajont dentro me mi convinsi che era tutto un sogno, che tutto quello che era accaduto e mi stava accadendo non fosse realtà. Pensavo che il mattino dopo avrei raccontato tutto a mio papà e a mia mamma e insieme ci saremmo fatti 4 risate di quella situazione incredibile. Quando mia sorella uscì dall'ospedale aveva 18 anni. E qui concludo con questa lettura. Guardate che è la prima volta che leggo, cioè l'ho letto il libro, ma è la prima volta che leggo con voi, perciò perdonate se faccio qualche sbaglio, ma capite anche l'emozione nel leggere queste tragedie e continuare a vedere che queste tragedie continuano e che nessuno si prende cura di noi, di questo popolo meraviglioso che ha fatto grande il nostro paese. Grazie e buon fine settimana.